Amici bellini, cominciamola la live perché ci sono troppe cose di cui parlare e non vorrei saltare nessun argomento a partire da Buongiorno, passando per Juan Jesus, Højlund, il rigore, i rigori, perché lo sento che stanno dicendo delle cose in giro per l'Italia e non lo possiamo accettare. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Allora, mamma mia, recuperiamo quelli che hanno scritto in pre-live come Tore, che ringrazio sempre, Mac Overlord e Højlund meritano amore, così come Buongiorno, non dobbiamo farlo cadere nella morsa del fallimento. A cena fuori, Forza Napoli, lascio il like, Forza Napoli sempre lascio il like, questo dovrebbe stare un po' più qua. Tore, grazie e fai bene secondo me a dire questa cosa anche su Buongiorno perché Guagliù non si può perdere, non possiamo perdercelo per strada, non possiamo rischiare che abbia un contraccolpo psicologico, lo so, è evidente, sono due errori gravi come li hanno fatti altri in passato e adesso tocca a lui. E non so se ve lo ricordate, anche l'anno scorso fece un paio di sbavature che però non vennero punite. Non mi ricordo se non vennero punite dal risultato finale come oggi, quindi sono due errori gravi che non vengono puniti, restano negli occhi, è chiaro, perché lui si porta dietro un cartellino costoso, perché ci aspettavamo molto di più, perché non gioca Beuke ma gioca lui adattato, per tutta una no, adattato no, in realtà adattato stava Juan Jesus nell'altra partita. Però, visto che non avremo Juan Jesus per l'espulsione, di cui anche dobbiamo parlare, ci sarà solo lui. Dovrà giocare Rachmani, Beukema e Juan Jesus e Buongiorno. Quindi Buongiorno rispostato come braccetto, che forse è meglio, spero, voglio sperare, quindi lo so che è difficile, ma cerchiamo di andarci piano almeno sui social perché sennò diventa veramente oggi la tragedia proprio tra McTominay che mamma mia. Meno male, meno male. È vero, Tore è sempre forte, è sempre preciso e volevo ringraziare anche Valeria, sempre presente anche lei, contro il sistema, contro gli infortuni, Dio preservi Scott. Contro Buongiorno, alla quasi parata sul rigore ho percepito il rigor mortis, ma se può soffrire così. Non volevate neanche soffrire. Una frase di Conte che è rimasta alla storia. Mamma mia, mamma mia. Se non avete visto la reaction, comincio piano la live, andatevela a vedere, sono 7 minuti, no, forse qualcosa in più. Insomma, veramente, o ve la vedete alla fine, perché veramente è imperdibile per quelle che sono state le emozioni in positivo e in negativo di una partita che veramente ci avrebbe potuto affossare e siamo vivi per miracolo. È una cosa incredibile. Buonasera Gian Domenico, buonasera, buongiorno, si deve rilassare, Franca, sì, sì, però io resto ancora convinto che forse fisicamente, perché avevamo visto un miglioramento, però io lo vedo comunque correre un po' strano, non lo so, sono sensazioni, non possiamo saperlo, è come se non stesse comunque al 100% e quindi risulta un po' goffo in certi interventi e quando sei goffo se ti vengono addosso con ferocia ti soffiano il pallone, quindi sei più portato a fare errori anche banali. Quindi speriamo bene. Allora, no, questo è un bello spunto perché mi hanno scritto anche in privato, ma il cartellino a Spinazzola, il cartellino non si leva perché l'azione è continuata, arriva, se l'arbitro decide che è fallo da ammonizione, la munizione si toglie solo quando, per esempio,
tu hai visto un fallo, lo ammonisci e il VAR ti ha chiamato, levi il rigore per esempio, allora togli probabilmente anche il giallo. Oppure se togli il giallo per dare il rosso, o se togli il rosso per dare il giallo, insomma, questo è l'unico sistema. Nel momento in cui l'arbitro ha fatto continuare, l'azione era un'azione di gioco e quindi quel giallo là rimane. Mi fai parlare e mi dai la possibilità di parlare dell'altro giallo. Perché se il secondo giallo su Juan Jesus, volendo essere proprio Pignoli, si tira un pochino la maglietta, quello stava andando, ci poteva stare come fallo tattico il giallo, però devi ragionare che è il secondo giallo, di cui il primo è un giallo che non c'è, perché anche là, azione chiusa, azione finita, Vitigna continua, Juan Jesus non fa niente di grave, non c'è nessun tipo di fallo da ammonizione in quel caso lì, e Massa ha voluto fare il fenomeno in quel caso, e Massa è spesso fenomeno, ce lo ricordiamo, è quello dell'applauso a Spalletti e lui lo ammonisce a fine partita, quindi Massa spesso è protagonista di queste cose qua. E poi, se vogliamo parlare del resto delle cose, ne parliamo. Allora, per te era rigore quello di Vergara, amico mio, gli sfiora il piede, glielo sfiora, però non ci sto, perché se avete detto e per tutte le settimane ci state dicendo che sono rigori codificati, questa è la nuova cosa che si sono inventati, codificati, questo non è calcio, la postilla, no? Questo non è calcio, io questi rigori non li darei mai, però oramai li danno. E oramai li danno, lo hai preso sul piede, lui si stava girando per continuare l'azione, non riesce a girare, non è un fallo che tu dici mamma mia, gli hai pestato il piede proprio con violenza, no, però lui si sta girando, si sente toccare e cade, e secondo me non lo adoro, però voglio sentire come lo raccontano, perché se raccontate di questo rigore qua e dite che non è mai fallo, il Napoli ruba, eccetera eccetera, dovete riguardare molto meglio quello là su Vitigna, perché purtroppo quello là su Vitigna è peggio, perché simulazione, perché Vitigna strascina la gamba sinistra per andare con la gamba destra a contatto su Meret, che si è fermato. Meret mette il piede a terra, non va verso Vitigna, Meret si ferma perché sa che Vitigna proverà a scavalcarlo e va lui a cercare il contatto. Se quello là tu lo dai in diretta perché intuisci la dinamica, io mi devo stare zitto e il VAR non può intervenire a in teoria potrebbe pure intervenire perché si vede che si butta lui, però se lo dai in diretta io non mi lamento, ma se tu lo vai a vedere al VAR lo devi vedere bene, non può essere che non vedi tutto il trascinamento e tutta la storia. Quindi ci hai messo in condizione di giocare una partita partendo dall'1-0 allo 0 minuti? Non venite a parlarmi di quello di Vergara perché non lo posso sopportare. E lo faranno, già sento le cose, ancora una volta. Guagliù, non ci davano un rigore da quello con l'Inter e ce ne hanno date tutta una serie di cose contro, innumerevoli, incredibili. Quindi noi ne parliamo, noi siamo piccolini, noi siamo all'interno della nostra community e con grande onestà possiamo parlare di tutte le cose possibili e immaginabili. Fuori dai nostri confini ci sarà l'inferno e dobbiamo essere pronti semplicemente a resistere alle fiamme, perché ci sarà. No, Frank, vattelo a rivedere. Guardati prima la mia reaction, perché non lo dico perché te voglio, se vuoi, vatti a vedere la mia reaction dove io dico il rigore c'è. Sono io il primo a bestemmiare buongiorno e a Meret che interviene, sono io il primo a dire il rigore c'è. Vattelo a rivedere e si vede la gamba come viene trascinata. Sono io stesso che devo evolvermi durante il video perché poi vedo le immagini. Fai attenzione. Rigore horror di Rasmus, ma un po' che short ci voleva. Sto talmente esaurita che quando si è fermato Spina per il pallone... Sì. Io là pensavo che lui stesse chiamando un fallo che aveva ricevuto, eccetera, eccetera. Ha fermato tutto. Pallone sgonfio. Meno male. E Rasmus ho visto che anche sui social qualcuno gliel'ha detto che
Ah, adesso rispondo a Gianni. Qualcuno gliel'ha detto, fermati mezz'oretta in più per fare i rigori. E lui ridendo ha commentato perché poi stanno con il telefono. Ma anche è finita la partita, già stai con il telefono. Ma ridendo ha risposto, hai ragione, sì, devo farlo. E quindi anche lui si è preso un po' uno spavento. Eh, Gianni, vuoi una risposta? Che risposta vuoi da me? Io non posso fare finta, non posso, io cerco di essere equilibrato, so il perché, capisco, ci sono le attenuanti. La maglietta del Napoli è più pesante di quella del Verona per molti motivi e non solo per una questione di pressione ambientale, perché devi fare eccetera eccetera. I Grazie amico mio, grazie Diego. Ehm, il problema è che quando poi giochi col Napoli ti vengono addosso in maniera più veemente perché il Verona, col Verona, sì, ti marco, cerco di fare quello che devo fare, ma non ti marcherò con quella asfissia con cui si devono marcare i giocatori, perché se i giocatori del Napoli gli lasci mezzo metro, ti fanno. Mentre i giocatori del Verona magari li marchi un pochino in maniera più blanda e quindi lui sta soffrendo, secondo me, molto in questo momento. Ha giocato pochissimo, quindi non possono essere, non devono essere giudizi definitivi. Però è evidente che non ha quella facilità di tocco, di girarsi, di dribbling, di conclusione che aveva col Verona perché il Napoli è un'altra cosa. E quindi, con molta calma, senza bocciarlo subito, ma senza esaltarci al contrario, perché bisogna dire le cose come stanno. In questo momento io la doppia sostituzione, Giovane dentro, perché Alisson probabilmente ancora non l'hai studiato, non l'hai visto bene. Giovane fuori subito, per me era letta ed era giusta ed era normale, perché in questo momento servono i guerrieri, non si può giocare. Daniel Maldini, Giovane è un po' Daniel Maldini sotto quel punto di vista, tutto sulle punte. No, bisogna essere molto più sul pezzo. Lo stesso Vergara che sta facendo questo percorso, oggi l'ha proprio dimostrato. Quello che gli diceva Conte è quello che lui stesso ha ammesso. Dice ogni tanto attacco e stacco con la testa. Lo stesso Vergara oggi ha sofferto un pochino fisicamente quelle che erano le marcature del Genoa, lo ha sofferto fisicamente, poi però Vergara rimane in partita, non se ne esce dalla partita anche quando diventa un po' più fisica e perde qualche duello. Vergara l'ha fatto questo percorso e oggi ce lo ritroviamo pronto. Giovane deve fare questo percorso, Alisson Santos deve fare questo percorso, altrimenti saranno poche apparizioni e nemmeno esaltanti. Quindi dobbiamo andarci piano, ma ad oggi non mi convince proprio. Purtroppo è così. Ringrazio quindi il neapolitano no a bordo, ma all'estero, l'amico mio Diego, e ringrazio anche Nick, Mazzo sfortuna e buongiorno nella stessa partita. Poi il mazzo qual è? Il mazzo può essere il rigore, diciamo. Il rigore poi segnato perché l'aveva intuito e poi è passata da sotto. Non so se Enzo aveva scritto che è stato toccato da Olivera quel pallone, unto dal signore, dal ciuccio. Va bene. Grazie a tutti. Vittoria sofferta ma meritata. Per me buongiorno in difficoltà, ma mettendo addirittura centrale credo sia stato un errore madornale del mister. Sono d'accordo e sono rimasto sorpreso perché non l'ha mai fatto prima. Capisco il perché, ce lo siamo spiegati in pre-partita, no? Nel video del piano gara. C'era questo dubbio, confermi Juan Jesus adattato a destra che sotto molti punti di vista è un rischio, perché mettere uno che è tutto mancino adattato a destra non è il massimo. Juan Jesus lo fa e lo fa anche molto bene nella partita precedente, però Rachmani l'ha sempre tenuto al centro perché Rachmani dirige la difesa, Rachmani è più... e forse non era neanche lui al 100%, forse per stare al centro della difesa, me lo spiego solo così. Comunque di base aveva un senso logico per quanto riguarda i piedi. Juan Jesus, buongiorno centrale, mancino destra se stai centrale,
e Rachmani braccetto, però col senno di poi e anche un po' col senno di prima, onestamente, era molto meglio lasciare Buongiorno braccetto sinistro, Rachmani al centro e Juan Jesus, ma questo sempre perché non ci si fida di Beukema, che però onestamente oggi non è entrato malissimo, anche lui qualche sbavatura come tutti gli altri. Però nel momento in cui ti sei tolto Marianucci, una partita come questa, stai comunque in grande difficoltà, più che mettere in difficoltà sia Rachmani sia Buongiorno così, beh, vabbè, vai giù. La prossima così sarà. Beukema non ha più possibilità di stare in panchina, deve giocare per forza. Quindi speriamo che questa pausa che Beukema si è presa, se l'è presa per studiare, per rimettersi sul pezzo e alle volte quando sei costretto a fare la formazione e non hai tante scelte, non fai neanche errori, sei costretto. Lobotka ed Elmas stratosferici, Vergara è andato in difficoltà oggi varie volte, Matena Cazzimo napoletana. Mi sembra un'analisi corretta, in generale proprio, cioè non molla perché ce l'ha dentro e la sente. Però che mi ha pagato comunque tanto, il mister deve dare delle motivazioni valide, non basta, non mi dà certezze, ma Buongiorno che certezze dà. Ma è corretto quello che dici. Oggi nemmeno Buongiorno da nessuna certezza, è chiaro. Support from Enzo Carbone. Enzo Carbone. Support from Enzo Carbone. Proprio Buongiorno. Mannaggia miseria. È perché quello è il caffè, il coffee. Ah, vedi? Confermo che il pallone l'aveva preso il Ciuccio. Penso che la chiave tattica per vincere la partita sia stata l'uscita dal campo di Giovane. Enzo, temo che tu non abbia torto, perché mo ci vuole, siamo alle solite. Io e per questo aprirò il secondo canale, per dare dei giudizi un po' più trancianti e per divertirmi senza sentirmi male, perché poi quando riguarda la mia squadra io cerco di essere un po' più delicato e di andarci piano, però era l'acquisto rispetto a Alisson, Sada, Suleiman, Giovane almeno aveva l'impatto del campionato italiano, non basta, non mi ha convinto, ancora non mi ha convinto, però pochi minuti, ripetiamolo, troppo poco, il lavoro che deve fare non è un gioco, non è un lavoro facile. Riascoltate le parole di De Rossi, essere allenato da Conte è bello ma non è facile, è difficile. E quindi questa è la situazione. Buongiorno, dicevamo su Beukema ma non dà certezze, sicuramente il paragone era però, non era con Buongiorno l'avevamo dato per scontato che c'era e che era recuperato, il paragone era con Olivera, tra Beukema e Olivera Conte sceglie Juan Jesus, per dire, perché sposta Olivera là e mette Juan Jesus, quindi la scelta è stata metto Juan Jesus mi dà più certezze di Beukema in quella zona là, che è una cosa che si può contestare tranquillamente. Dice no, io preferisco Beukema per quelle poche volte che l'ho visto rispetto a Juan Jesus adattato, e Conte ti può rispondere, dice no, guardati bene le partite di Juan Jesus, il mestiere che ha Juan Jesus. Poi oggi non gli è riuscita perché ha trovato il fenomeno ad arbitrare, ma molto spesso di mestiere Juan Jesus se la cava anche quando gli avversari, e lo ha fatto anche oggi con Colombo. Grande vittoria, una partita che stavamo buttando. Bravo Amir con il passaggio di prima per Scott sul gol. Qualcuno aiuta Buongiorno a riprendersi. Grazie Giovanni. Sì, gliel'abbiamo dato l'assist ad Amir. Meno male. E dovevamo assolutamente, non potevamo perderla sta partita. E io tenevo questa sensazione, se l'avete vista in reaction, non si può perdere. Non si può perdere questa qua. Non avrei accettato un altro verdetto. Poi è arrivata sul finalissimo come è arrivata, ma non doveva proprio arrivare il secondo gol. Tu puoi accettare che vabbè, ti è andata male, poi l'hai annullato quell'infortunio di Buongiorno con rigore Meret eccetera eccetera, l'hai ribaltata e stavi poi cercando in gestione magari di farne un'altra in 11 contro 11. Si poteva fare. Il Napoli nel primo tempo fa 65% di possesso palla, quindi ci eravamo messi là. Poi loro non sono scarsi e De Rossi è proprio la partita che mi aspettavo, onestamente.
Sì. È esattamente la partita che mi aspettavo. 15 like! Mancano solo 15 like e arriviamo a 200. Forza ragazzi, non ve li chiediamo quasi mai. Ve li chiedo più nei video registrati che non nelle live, perché nelle live poi io mi faccio prendere, voglio rispondere a più persone possibili. Sì, sul rigore mi sono nascosto perché era l'ultima occasione possibile. Pensavo fosse l'ultima, perché il rigore lo segna al 94esimo, aveva dato 4 minuti di recupero. Che me ne fotte a me che poi magari abbiamo esultato un pochino, ne dai altri 5, cioè ne ha dati altri 3 in più. E abbiamo esultato che la partita era finita, ne ha dati di più. Quindi pensavo che non guardo il rigore, finisce come finisce, è finita la reaction. E invece no, ancora un'occasione per loro, un altro calcio che ha preso Højlund. Quindi meno male, meno male. Sì, buongiorno, quello che mi lascia assolutamente perplesso è che prima di rientrare dall'infortunio aveva impressionato per l'autorevolezza e il suo stare in campo, adesso è tutto è titubante, ragione. Sembra a volte goffo, a volte sembra pensare un po' troppo alla giocata. Veramente è un ragionamento che bisogna fare e credo che Conte l'ha anche accennato perché ha parlato, dobbiamo fare una riflessione tutti. Si mette Support anche from lui. Alessandro D'Angelo. Alessandro D'Angelo. Support from Alessandro D'Angelo. Perché questa voce? Così, che poi adesso leggo subito perché l'ho visto. Eccolo qua, Alessandro D'Angelo. Allora, su. L'ho visto Fabio, grazie. Le ho anche ascoltate, quindi ve le posso raccontare al di là, però vediamo perché vorrei ascoltare pure i vocali vostri, vorrei ascoltare, ne sono tanti. Allora, ringrazio Alessandro che mi scrive il piatto di frittura che arriva a fine reaction, la metafora di questo campionato faticosissimo. Alla fine qualcosa di bello arriverà. Molto bene, molto bene. Che poi vi dico un attimo i fatti miei, sì, non è il massimo, dobbiamo andarci calmi con le fritture, ma voglio, a beneficio insomma di mamma e papà che ascoltano, sono pepite vegane, sono Impossible Nuggets, non è nemmeno pollo, quindi è tutta roba vegetale, almeno evitiamo, perché a casa mangia pollo una continuazione, dove vai, il pollo free, quindi cerco di evitare almeno quando siamo in casa, invece vegetariani vegani. Quindi molto bene. Inceppato per la paura, ok. Nonostante i 2 gol di Højlund, poca roba. No, ma che cazzo stai dicendo, Andrea? Non sono assolutamente d'accordo con te. Lotta su tutti i palloni, sta continuando a pulire palloni sporchi. Viene, fa la sponda, riparte, si butta dentro. Quando mai? Højlund 7 in pagella a prescindere dai gol. Non sono d'accordo. Se tu speri poi nel ritorno di Lukaku, hai visto anche stasera che insomma stavamo sotto 2-2 e comunque Lukaku non entra, perché quando ti trovi uno in meno serve un Højlund che rincorre la gente per 2. Lukaku può entrare insieme a Højlund, può entrare anche al posto di Højlund, ma non quando il risultato è in bilico, soprattutto quando sei un uomo in meno. Højlund serve perché ti fa tutto un lavoro sugli avversari incredibile. No, non sono proprio d'accordo. Mi dispiace. Mattia, grazie mille. Grazie mille per il tuo supporto. Senza nemmeno messaggio, fammi sapere se avevi qualcosa da dirci. Altrimenti ti ringrazio a prescindere. Massa, voto tu, ma minimo tu. Ma tu è proprio... Allora, quindi la cosa che avevano fatto notare era che... riprendendo quell'altro video. Allora, no. Sì. No, stavo riveggendo il tuo messaggio, Enzo, per capire se mi ero perso qualcosina. Una domanda per te. Come Az hanno fatto a perdere col Torino in quel modo? Baroni e la criptonite di Conte. Amico mio, sono i momenti, sono i momenti. La stessa cosa ti posso dire, come abbiamo fatto a non vincere col Verona, e il Bologna, come abbiamo fatto a non tirare in porta al Bologna. Sono molte
i rimpianti delle partite steccate, perché quando tu poi incontri una squadra che è più forte di te, lo accetti. Per esempio, hai perso in maniera abbastanza netta con la Juventus 3-0, poco da dire, cioè non è che tu dici come abbiamo fatto a perdere questa Juventus. No, sono i momenti della stagione, a volte ti trovi a farcela e a volte ti trovi a non farcela. Resteranno dei rimpianti, come i rimpianti ce l'ha l'Inter che perde punti con l'Udinese, il Milan che perde con la Cremonese, per esempio. Come aveva fatto a perdere, lo diranno in milanese, come no, lo possono dire anche in calabrese o in vari dialetti del sud. È proprio così. Devi ascoltare l'intervista di DAZN a De Rossi, e lo voglio ascoltare perché ho letto delle dichiarazioni e sapete, io ho fatto un approfondimento su De Rossi che mi piace molto a livello di comunicazione. Ho letto, però lo voglio ascoltare, fai bene a ricordarmelo perché voglio vederlo, voglio sentirlo bene. La dichiarazione poi estrapolata non mi convince, e infatti la dichiarazione estrapolata è come si fa il rigore, eccetera, eccetera, e siamo d'accordo. Però mi sa che ci aggiunge, dice se lo avessero fatto con noi lo avremmo chiesto noi quel rigore, perché oramai questo è l'andazzo, e nel momento in cui ci sta uno sfioro in area di rigore, due che si sfiorano, tutti cadono e chiedono il rigore. Quindi mi sembra, nel racconto anche dell'episodio, che anche questa volta De Rossi sia stato corretto nell'analisi della cosa, perché è chiaro, lo avrebbero voluto loro quel rigore, e noi stessi, quando lo rivediamo a microscopio, diciamo vabbè, serve qualcosa in più per dare un rigore. Ma non ce lo raccontate in maniera diversa da come avete raccontato gli altri, dove avete detto è codificato. Dovete continuare a dire che è codificato, che oramai appena c'è lo sfioro fai la stessa cosa a centrocampo, non succede niente, contatto di gioco, si continua e l'arbitro fa pure così, alzati. Invece quando lo fai in area di rigore il VAR controlla, se c'è si fischia, e si fischia, secondo me, e qua è una mia idea che non potrà mai essere convalidata dal racconto di Open VAR, perché altrimenti se ne devono andare tutti a casa di missionari. Si fischia anche per compensazione, perché se te lo sei rivisto quello là di Vitigna, sai benissimo che non può mai essere rigore, e di conseguenza se avviene l'episodio grigio, l'episodio dubbio, bisogna riequilibrare la cosa, perché non esiste proprio. La società doveva prendere un centrocampista invece di due attaccanti. Sì, io poi non lo so se c'erano i centrocampisti a disposizione che sono stati individuati e non sono stati presi. È chiaro, resta il rimpianto di Mainu, però su Mainu poi è diventato titolare col cambio di allenatore al Manchester United, sta facendo molto bene, mi pare che ha fatto un assist pure oggi. È diventato centrale perché Carrick ha aggiunto proprio un centrocampista alla situazione, non lasciando Casemiro da solo con Bruno Fernandes, ci ha aggiunto Mainu vicino, e quindi adesso hanno il terzo uomo per uscire dalla difesa con dei triangoli e con le cose, e Mainu è fondamentale. Mainu resta un rimpianto, ma ce n'erano altri, si potevano prendere altri. Non ultimo leggevo Lovric, cioè alcuni giocatori Som che si sono mossi anche in prestito gratuito, su cui però tu dovevi arrivare prima. Si è fatta questa scelta di due fantasisti, credo anche su richiesta di Conte. Io non credo che Conte abbia richiesto specificamente Giovane e Alisson Santos. Lui chiede mi serve un giocatore qua, perché nel momento in cui io posso mettere un giocatore che ha più fantasia in avanti, posso recuperare almeno un Elmas da adattare a centrocampo per far rifiatare quei due, nella speranza, noi portiamo sempre la speranza. Anch'issa ha mentito Canonico quando Canonico ha detto, e ce l'ho scritto perché non possiamo dire balle, non possiamo raccontarci balle. Canonico va alla radio partner e dice Anghissà aveva recuperato martedì problemi alla schiena, lo rivediamo in panchina o con la Juve o col Chelsea. Di conseguenza è successo dell'altro, e dell'altro io non posso pensare che Canonico non lo sappia, se lo so io, se lo sanno un po' tutti. E quindi la situazione è molto grave e bisognava intervenire in quella zona. Si è scelto di fare altro. Io spero che questo altro possa ritornarci utile in termini di qualche assist, di qualche gol,
perché non ne abbiamo gol in quella zona. Adesso ci stiamo aggrappando a Vergara con tutte le nostre forze, ma non ce n'è. Gilmour che fine ha fatto insieme ad Anghissà? Che fine ha fatto? Adesso abbiamo perso anche Mazzocchi. Che fine ha fatto Mazzocchi? E sapevamo, e questo l'avevamo intuito, non c'era bisogno di nessun racconto ufficiale da parte dei medici o di Conte, ma Conte ce l'ha ribadito: McTominay sta giocando su un problema, ed era evidente che si stava anche gestendo. Poi il McTominay che si gestisce è meglio dell'Anghissà che si gestisce, perché resta comunque decisivo, da mediano, da attaccante, da centrocampista che si inserisce, comunque, e si sta gestendo, ci sta gestendo questo problema che si infiamma e gli fa male, eccetera eccetera. Quindi è tutto molto grave. È tutto molto... Ah, giusto, bravo, perché poi ci dimentichiamo che c'è pure Gilmour, eccetera eccetera. Capace che venisse prima De Bruyne. Una cosa incredibile, veramente incredibile. Hanno fatto di tutto per non farcela vincere, ancora una volta non ci sono riusciti. Addirittura Massa da Imperia, pochi chilometri da Genova. Vabbè, a me queste cose di come si dice, di localizzazione, no, vabbè, avete capito, insomma, di geografia, ecco, queste cose geografiche mi interessano poco, perché loro devono fare la loro carriera, non è una questione là è una questione di politica, non di geografia, che abiti vicino Genova, quindi sei tifoso del Genoa. Non è quello, è molto peggio. Vicinanza territoriale, bravo, territoriale, bravo, non era geografica, era proprio territoriale. In Coppa Italia martedì che faresti? Turnover con i poveri disgraziati rimasti e qualche primavera per la corsa al campionato, o partita vera con i soliti per onorare la competizione? Io ti dico che ho ascoltato le parole di Conte, adesso magari le recuperiamo, e lui l'ha descritto come un quarto di finale, non l'ha descritto come una partita di Coppa Italia, quindi sebbene sappiamo che in Coppa Italia abbiamo fatto turnover l'anno scorso pesante perché lui sapeva di non avere la rosa, così quest'anno siamo quasi in una situazione simile. La rosa l'abbiamo rimpinguata, però non ce li abbiamo a disposizione. Il problema è, con il Como poi fai brutta figura, cioè non puoi permetterti, perché lui parla proprio del vivaio proprio per questo, perché lui vorrebbe attingere dal vivaio, però si rende conto che sono evidentemente giocatori che non sono all'altezza. Non abbiamo altri Vergara nel vivaio che stanno crescendo in grandi strutture, eccetera eccetera. Quindi io penso che si farà con quelli che ci stanno, e siamo quasi praticamente obbligati a farlo. E purtroppo dobbiamo sottolineare che, guarda caso, il Milan col Como non gioca, e quindi loro arrivano a riposare con una bella striscia di riposo di 8-9 giorni, e noi dobbiamo giocare dopodomani. È qualcosa di incredibile. Sì, ho visto i video di mamma, me l'hai mandato anche tu, se non mi sbaglio, famosa cosa di mamma. Che ne pensi? Non sono d'accordo, stranamente. Giovanna, a me è piaciuto. Il problema è che oggi serve lottare, ma con una squadra completa girerebbe bene. Se lo inserisci non tanto in una squadra completa, ma in una squadra completa Giovanni non gioca, ti dico. Ma in una squadra che sta andando bene. Ecco, una squadra dove tutto va a meraviglia. Se Giovane lo inserisci nell'Inter che gioca sul velluto, Giovane entra bene e fa il suo dovere. Se la metti, ed è corretto quello che dici, se la metti in una squadra che sta lottando, che sta in grande difficoltà e che sta cercando di arrivare non nudo alla meta, è chiaro che servono altre caratteristiche, o serve un impatto diverso, un pochino più tosto, più deciso, più determinato, che in questo momento Giovane non ha. Ce la metterà tutta, non è che è una questione di atteggiamento come è stato per Lucca. Ha segnato Lucca, ha segnato pure sulle mani. Beh, sono classiche cose alla Napoli, non ci stupiamo assolutamente. Amir dove lo mettiamo? Le ultime secce famose, sì, ne parlavamo proprio nel gruppo. Dice, dove lo mettiamo? Amir, il dubbio se metterlo a braccetto o metterlo centrale, e qualcuno diceva eventualmente non ci sarà problema. Mamma mia, Phoenix!
Grazie, grande generosità. Visto arbitraggi in Premier e Liga ben peggiori di quelli in Serie A e la compensazione regna ovunque. Comunque ci serviva un centrocampista e un terzino da giugno 2024, come puoi non averli fatti? Forza Napoli sempre. È corretto quello che dici ricordando anche il terzino, perché Guagliù, la gestione di Conte, certi giocatori eccetera eccetera, io tornando indietro e rivedendo tutti i minuti, anche i minuti che ci dà Guido, le sostituzioni, De Bruyne lo stava cercando di gestire, qualche partita l'aveva saltata, qualche minuto lo aveva fatto uscire prima. Quelli che non aveva gestito erano McTominay, era Di Lorenzo. Di Lorenzo non è Conte che non lo gestisce, Di Lorenzo uguale con Spalletti, uguale anche prima con Gattuso, cioè Di Lorenzo gioca sempre, non è del 2024, è da quando c'è che Di Lorenzo non ha un sostituto che lo possa far rifiatare. C'era nei programmi, questo One lo si poteva prendere, se non si fosse infortunato Lukaku, non lo so. Si poteva fare qualcosa di meglio a gennaio senza il blocco del mercato? Non lo so, quella controprova non ce l'abbiamo. Vabbè, il Napoli senza il blocco avrebbe fatto. E senza il blocco stavamo l'anno scorso e ci siamo ridotti all'ultimo giorno anche l'anno scorso per prendere Okafor. Quindi non lo so, su questo secondo me Manna deve sicuramente lavorare. E certo, se ascolto poi la conferenza di Fabiani con la Lazio, mi, mi rincuora avere Manna e non Fabiani, mi rincuora avere De Laurentiis e non Lotito. Però 600 in live e 290 like, qui c'è qualquadra che non cosa, di conseguenza passo ai vocali e sto anche zitto per un po', perché dai, i like dove cacchio sono? E poi sono d'accordo, onoriamo la Coppa Italia, visto che il campionato è quasi compromesso, contiamo a vincere. Allora, sono d'accordo, onoriamo la Coppa Italia, campionato compromesso, però non farti sentire, amico mio, perché se dici campionato compromesso ci facciamo recuperare dalla Roma, dalla Juventus, non ce lo possiamo permettere, noi dobbiamo per forza arrivare, se il Milano non si ferma, o terzi o quarti, non c'è, sarebbe molto molto brutto dover uscire dalla Champions, non solo perché esci dalla Champions, ma perché l'Europa League è un campionato fastidioso, se non la approcci bene è capace che ti dà più problemi che altro, quindi arrivare in Champions ci dobbiamo stare sempre, dobbiamo sempre cercare di migliorare il nostro percorso in Champions, è la nuova Champions, quindi un'esperienza nuova che il Napoli sta cominciato a fare male, e l'ha fatta male quest'anno, quindi compromesso forse per la vittoria del campionato, sì, ma dobbiamo assolutamente continuare a mettere punti per mettere pressione a quelle che stanno dietro, che stanno cercando di rincorrere. La scostumatezza, esatto, esattamente. Allora, ascoltiamo. Buonasera a tutti, buonasera Valerio. Che dire, se ci spaventava Juan Jesus Vitigna, doveva farci più paura lo scontro Buongiorno Colombo, perché Buongiorno è andato nel panico. Purtroppo il ragazzo non c'è, quando non c'è, però dico io, se questo Buongiorno ti dà più sicurezze di Beukema, c'è un problema, perché poi alla fine ho visto Beukema entra con grinta, gioca, non lo so, Sì, io sinceramente la valutazione su Beukema di Conte non l'ho capita, e che dire, Juan Jesus sfortunato, doveva uscire primo giallo, che è veramente massa odioso, ragazzi, massa odioso, lui è di bello sempre odioso, lui. e niente, McTominay già mi manca un botto. Vediamo su McTominay, perché Conte ha ribadito, ha detto spero che recuperi, nel senso che non è che si è strappato, non è che c'è uno strappo, lui si sente tirare e quindi là vado nel panico io per primo e tutti i tifosi insieme a lui. Però Conte ha spiegato come un'infiammazione, cioè un tendine che dal gluteo fino a un'altra parte della coscia si infiamma, e quindi quando si infiamma lui si deve fermare, non può poi fare strappi in avanti, non può andare in velocità a 1000 all'ora. Però la stanno gestendo con antidolorifici, la stanno gestendo con il riposo, con i massaggi, con le cose che si possono fare, eccetera, eccetera. Quindi Conte ha detto in conferenza, speriamo che recuperi. Ha anche ribadito che McTominay sarebbe rimasto in campo, era pronto a stringere i denti. E meno male, me la sarei presa a morte con Conte se l'avesse lasciato in campo. Io lo volevo la sostituzione già al 30°. Meno male che ha tolto poi Giovane, Alisson, Oliveira, Beukema a centrocampo, Milinkovic, Savic,
tutti, ma non fate infortunare pure McTominay perché non lo possiamo. Non possiamo resistere. Arrivo dalla reaction, per me non c'è il primo rigore, non c'è il primo rigore né il primo né il secondo giallo a JJ, né il rigore su Vergara, il like è sempre preventivo. E tu c'hai un'idea, cioè un modo di arbitrare coerente, tutto sotto un certo punto di vista, di lasciar correre di più. E ci sta. Se arbitri in questo modo per tutta la partita, per tutte le squadre, e quelli che poi te lo raccontano in un certo modo. Se invece fai una cosa così, una cosa così, devono essere tutti chiamati. Domanda fuori contesto. Manna, lo terresti o lo manderesti via? Ha dimostrato diversi limiti nei tempi di acquisto e soprattutto nelle cessioni. Anche lì, quando è che possiamo tirare le somme, secondo voi, se uno è bravo o no? Mi sembra un po' presto, nel senso che Manna è alla prima occasione di essere veramente un direttore sportivo di una squadra con ambizioni, una squadra scudettata, una squadra con ambizioni poi di rimanere sempre là. Aveva fatto l'Under 23, insomma sono tutti altri contesti dove non hai neanche la pressione di indovinare gli acquisti, e se sbagli un acquisto nell'Under 23 non succede niente. Se sbagli qualche acquisto in una squadra che deve lottare per lo scudetto, cambia tutto, perché dal perdere lo scudetto a scivolare fuori dal quarto posto è un attimo. Quindi non lo so se è già il momento di giudicarlo. Non mi ha impressionato onestamente per quello che ha fatto a gennaio. Per quello che ha fatto durante l'estate sarebbe bello anche capire quali sono le responsabilità. Ha preso lui McTominay, sappiamo che ha preso lui De Bruyne, questo lo sappiamo perché ce lo ha detto. Conte non lo ha smentito, Conte non ha detto ho voluto io De Bruyne, Conte se l'è ritrovato De Bruyne, quindi quello lo possiamo dare a Manna, nel senso è intraprendente anche nel chiedere giocatori che sembrano inaccessibili per noi, e invece ci va. Se poi non funziona, non funziona, come abbiamo sentito, ogni tanto si parlava di altri nomi pesanti, Sterling, Neymar, non lo sappiamo. Però per quanto riguarda le altre intuizioni, può mancare anche una figura come quella di Micheli, che non so se è stata sostituita. Per le cose da fare in fretta abbiamo un problema da risolvere, siamo veloci, siamo stati bravi. Gli altri acquisti, Beuke, Malang, Lucca, sono stati tutti richiesta di Conte, Mann ha solamente fatto la trattativa, oppure una scelta individuata da Mann, mi serve questo giocatore, vai a prendere uno con queste caratteristiche. Quindi per questo mi mantengo un attimo a metà tra il giudizio su Manna e su Conte per quanto riguarda il mercato. Anche Conte ha ribadito, ha detto una riflessione generale, noi, ha detto, non gli altri, noi tutti la dobbiamo fare, anche per quanto riguarda per quello che si è fatto sul mercato, perché evidentemente di alcune scelte anche condivise con lui non si sono trovati d'accordo, cioè si sono dati d'accordo nel farla, ma Conte poi non si è trovato convinto del risultato. Piccola aggiunta, Vergara bene ma non benissimo, male ma non malissimo. Corretto. Ciao Valerio, buonasera amici bellini, infortuni su infortuni, i piccioni su piccioni che ci mandano e siamo ancora là. Io penso sempre la stessa cosa, purtroppo però non abbiamo la controprova, ma con tutti gli effettivi il Napoli è la squadra più forte proprio di, come diceva qualcuno, per distacco. Capito no? Giovane, mamma mia, fammi stare zitto, quello che penso di questo lo sanno gli amici bellini nel gruppo, chi lo vuole sapere il mio pensiero si abbona al canale, però una cosa la già dice, la famosa mucca. Sì, poi è chiaro, come vi dice Fabio, e io lo dico apertamente, non c'è problema, ecco perché aprirò l'altro canale per essere libero di dire cose, ma sui giocatori degli altri, per parlare di calcio a 360 gradi, e poi se sbaglio, cioè se dico per esempio che Walukiewicz è il terzino più scarso della Serie A e poi Walukiewicz fa un grande gol in rovesciata e vengono e divento virale pure là, dice questo cretino che hai detto, guarda Walukiewicz, va bene, insomma non riguardano. Se invece facessi una cosa del genere nei confronti del Napoli mi ci rimango un po' più male, perché poi sono gli stessi miei fratelli che mi verrebbero contro e mi dispiace. Noi tra di noi dobbiamo essere più equilibrati per questo, però nel gruppo mi sento un po' più libero di dire certe cose che magari non dico nei video,
perché è un gruppo privato e quindi nel privato io mi sento di poter condividere le mie opinioni per giocatori, situazioni, per stadi in maniera più precisa e molto perché è privato. Non deve uscire e mi fido che poi non riportano direttamente agli interessati. Buonasera a tutti amici bellini, amiche belline, intervengo con questo brevissimo commento live. Ragazzi, un Napoli alle corde, veramente siamo in riserva di energia, riserva di uomini, riserva anche di energie mentali proprio, e questo non va bene, però nonostante le difficoltà avevamo fatto 2 regali giganti come una casa, non ne bastava uno, c'è stato anche il secondo, l'improvvido errore di Buongiorno, l'ammonizione davvero fuori luogo per Juan Jesus. La prima meno, la seconda ci poteva anche stare e stavamo Sono per d'accordo. pareggiare una partita che meritavamo in effetti di vincere, perché con tutte le emergenze che ci sono state nel primo tempo abbiamo giocato bene, il secondo è stato un po' disastrato e condizionato all'errore ancora di Buongiorno, quindi il Napoli è vivo, il Napoli c'è, abbiamo conquistato 3 punti, adesso riordiniamo le idee, abbiamo una settimana di tempo per preparare la prossima partita, è vero c'è l'incontro in Coppa Italia, a questo punto la Coppa Italia diventa una vetrina per i giocatori nuovi, però Giovane male non va bene ed ha fatto benissimo Conte che ha colto subito la palla al balzo per ricambiarlo di nuovo. Allora, sono d'accordo cioè non sono d'accordo, me la vorrei giocare perché poi la Coppa Italia è comunque un trofeo che se con poche partite in teoria potresti andare a giocarti, poi se batti il Como hai la possibilità di prenderti delle soddisfazioni con l'Inter, che non è poco. Però quando mi dici una vetrina per i nuovi, penso che sia anche corretto, nel senso che quando quello che tu vedi in allenamento vale fino a un certo punto, io mi rendo conto, tu vedi come si allenano e se ti danno quelle garanzie poi vanno in campo, ma è il campo quello che ci fa vedere anche a noi che poi ti dice se un giocatore è veramente pronto o no. E quindi non è una partita facile perché il Como tiene lui il pallone. Ecco perché il problema è anche l'avversario. Tu metti un Alisson Santos, metti un Giovane dentro titolari, il Como palleggia, loro li rincorrono. Se non hanno già fatto tutto quel lavoro che ha fatto Vergara, che ha fatto Elmas, che hanno fatto gli stessi McTominay, Gutierrez di difesa, di fase difensiva, diventa difficile, va a finire proprio abbandonare la partita e affidarsi, consegnarsi al Como che insomma rischi che fai brutta figura e questo dovremmo evitarlo perché poi la brutta figura te la porti anche dietro. Ciao ragazzi, buonasera. Io prima del rigore ho detto ragazzi dai, un po' di ciorta, per favore, non è possibile. Il rosso sul Buon Jesus, Valerio non vedo l'ora di vedere il video in cui dici che è un po' leggerino, il giallo dato a caso, il rosso, vabbè, non importa, sembrava che non vedesse l'ora. Poi... Sono d'accordo, no, infatti lo vedrai o lo hai visto già Pino, che insomma in reaction io contesto più il primo giallo che non il secondo, perché il primo secondo me non ci sta proprio. Il secondo da regolamento, essere molto fiscali, le vedi la maglia e c'è quella sensazione che non vedevi l'ora. Io a un certo punto hanno dovuto accerchiare sto arbitro per andare a vedere sto rigore, che c'era, perché comunque nel regolamento di oggi c'è, se c'è per l'Inter, se c'è per il Milan, se c'è per gli altri, c'è anche per noi, quindi Corretto. è rigore. Ho detto dai Oilund ti prego, quando l'ha parata all'inizio sono morto, sono morto. Dai, un po' di ciorta, non voglio dire nulla ai ragazzi, solo un augurio a Buongiorno di riuscire a superare questa partita. Speriamo, vediamo con chi giochiamo. Avevo intenzione di vedere questo junior, come si chiama qui, il tango, lì, non mi ricordo il pallone, Santos, volevo vederlo, niente, espulsione, porca miseria, va bene, dai. Perché il tango, perché l'altro pallone, il tango sarebbe argentino, no? Non è il Santos, il Super Santos, quindi è bellissima sta cosa. Uno tra Santos e Giovane lo vedremo sicuramente. Ecco, per esempio, l'altra cosa che mi viene da dire in reaction dice vedremo subito Alisson Santos perché non volevo spostare Vergara da là, volendo abbassare Elmas al posto di McTominay immaginavo direttamente la sostituzione con Alisson Santos che viene preso per giocare nella zona Lang, quindi Giovane viene preso per sostituire Neres, Alisson Santos viene preso per sostituire Lang, Lucca viene sostituito da Lukaku, quindi ci troviamo nella situazione in cui quello che ti dava Lucca in pochi minuti finali te lo sta dando Lukaku quando entra in quei pochi minuti finali perché comunque non ne ha ancora per fare una partita intera, e quella sostituzione là
è quasi equivalente perché Lucca comunque non era mentalizzato. Lang qualcosina ci stava facendo intravedere, ma il suo atteggiamento anche in TV mi fa pensare che la sostituzione sia stata corretta, perché vuol dire che non c'era, ci metteva il suo, ma ci ha fatto vedere veramente la possibilità di Lang solo nella partita finale, dove lui già sapeva di andare via, e questo non mi piace. Poi lo potremo anche ritrovare sia lui che Lucca l'anno prossimo, quindi devono stare attenti a quello che dicono. E quindi Giovane al posto di Neres, Alisson al posto di Lang e nessuno al posto di Marianucci, quindi il discorso del mercato resta corretto. E ecco, per rispondere a questo, pensavo avrebbe messo Santos lì, e invece no, sposta Vergara a sinistra, mette Giovane, perché Giovane almeno un paio di allenamenti in più li ha fatti. Conte ci ha detto: ho fatto entrare un giocatore che non ho mai visto prima, è un unicum. E quindi, proprio per non farlo il secondo unicum, cioè Alisson ha messo dentro, mai visto prima, ha messo Giovane. La chiosina ultima la do a Valerio. Valerio, ti prego, sii buono con Giovane. Dagli tempo, ok? Dagli tempo. Forza Napoli. Va bene. Ciao Valerio, ciao a tutti gli amici bellini. Una vittoria assurda, soffertissima. L'uscita di McTominay ci ha tolto tanto, perché col suo gioco tra le linee ci ha permesso non solo di fare i 2 gol, ma anche di essere pericolosi in altre situazioni. Con la sua uscita abbiamo perso mordente. Giovane non è ancora pronto, ha bisogno di più tempo per alzare il livello, per trovare anche una sintonia con i compagni. Malissimo Buongiorno, veramente un qualcosa che è inspiegabile, un'involuzione davvero incredibile. Male anche Juan Jesus, lì è stato un po' pollo con quella tirata di maglia, lì si è già ammonito, dovevi evitarlo. Ci è andata bene. Højlund ha tirato un rigore veramente inguardabile, però fortunatamente è passata. Che dire, ogni partita è uno psicodramma, usciamo sempre con qualcuno con un pezzo mancante. Non so se arriveremo a fine stagione, non so se ci arriveremo. È vero, ma anche io ci arrivo a fine stagione, diventa veramente difficile. Sì, magari sì, caro Enzo, potrebbe esserci una novità, che poi voglio anche approfondire, una novità grafica, e vediamo se riesco anche a fare qualcosa in più di quello che vi ho fatto intravedere nel gruppo Telegram. Vediamo. Sì, ce lo vedo il Val Kilmer là, ci sta, ci può stare come somiglianza, l'occhio piccolo, la faccia, mi piace. E ho visto da Zone stava entrando Alisson prima dell'espulsione di JJ, e però al posto di chi? Perché immagino al posto di Vergara a quel punto, perché comunque Conte ci ha detto che stava per togliere JJ per Olivera, col cartellino addosso, insomma è rimasto, stava per sostituire lui, quindi non pensa Alisson al posto di JJ. Lui ci ha detto Olivera, e io mi aspettavo pure Olivera al posto di Spinazzola per diventare ancora più difensivi. Quando diventi così difensivo io comunque preferirei Gutierrez e Spinazzola coi piedi loro, perché non è che devi entrare a entrare col piede invertito. Oggi per esempio Gutierrez un'altra volta non è che mi ha fatto impazzire. E ritorniamo al discorso che a destra c'è stato quel momento dell'1 contro 1, stavolta è andato sul piede debole e non è riuscito a mettere il cross, gli hanno fatto il contrasto e manco calcio d'angolo, quindi Buonasera ragazzi, buonasera amici bellini, in già faccio chiù, ma come penso un po' tutti voi. sì. Ci facciamo sempre del male da soli, Buongiorno è un tema, io non capisco ancora perché Beove ma venga bisteccato ok. a questo punto, se poi c'è Buongiorno che comunque non va. Ma mentalmente non c'è il ragazzo, cioè sono proprio errori banali, ma da mentalità non ancora al top. Un incontro speciale ad Amir che ci ha fatto capire il perché è fondamentale con quell'assist di prima per Scotti, che ha fatto un gol bellissimo, ma che adesso mi sta facendo tremare. Spero vivamente che non sia nulla, facciamo tutti i riti voodoo del caso. Oggi stasera Tonino per Vergara per 90 minuti è stato placido, ma poi ci ha regalato quel rigore che deve stare bello 150 anni. Potrebbe pure somigliare a Michele Placido. O Placido E meno male che è entrato quel rigore di Højlund, perché l'ha tirata proprio male. Una piccola chiosa per fare il freebooter a Valentina, ma quanto dovremmo pagare questo rigore che ci hanno dato? Vabbè, però cacchio, cioè già stiamo ancora Pavan, quello con l'Inter, con Di Lorenzo. Facciamo che questo è l'ultimo che ci danno, non ce ne aspettiamo più, perché ce lo racconteranno in un certo modo durante questa settimana. Non vedo l'ora di mettere cronache di Inter.
Oh, scusate, cronache di spogliatoio. Mamma mia, sapete che sono rimasto veramente male perché da Biasin me lo aspetto. Da Nando Siani oramai me lo aspetto. Quello che sta diventando veramente, veramente anticonte a prescindere è Giuseppe Pastore. Sono veramente... non era così, non era così. Qualcosa è scattato. Evidentemente lui sperava che magari Conte potesse andare al Milan, il fatto che sia andato Allegri, secondo me lui non gli sconfinfera. E quindi questo è il classico esempio di Conte logora chi non ce l'ha. Sono veramente dispiaciuto perché a me Cronache è un programma che mi piace molto, che è divertente, però sto preferendo altri format all'interno stesso del programma dove magari o si va più nello specifico con analisi tecniche e tattiche, quindi con Ferré, con Marinozzi, con... sì, insomma, il martedì più che il lunedì o il giovedì, però poi il giovedì c'è sta Biasin, quindi però sono rimasto molto male con Giuseppe Pastore, fateglielo sapere. Beh, ci siamo sentiti pure in privato con Giuseppe Pastore, non penso che lo contatterò più, anche perché che se ne fottisse. Vabbè, andiamo avanti. Con la chiosa per fare il freebooter a già. Valentina. Ma quanto dovremmo pagare? Vai. 2 minuti, Luigi. Allora ragazzi, Valerio, Guido, Gentile, allora oggi Buongiorno ha fatto 2 cagate, Meret ne ha fatta una e a difesa queste cose non si possono fare, insomma, tu puoi sbagliare là davanti. Allora, ti fermo subito perché spunto Meret sul gol di Colombo, non lo so, siamo a quella cosa, è chiaro, parte tutto da Buon Giuseppe Buongiorno, non perdeva quella roba, però sembra quasi che sta uscendo e poi non esce più, e lo stare poi bloccato, si butta verso la sua destra e Colombo sta tirando dritto per dritto non lo so, sono sempre dubbioso sul portiere, ma più che altro c'è stata un'altra cosa dove quasi si fa togliere il pallone dai piedi su un rilancio e poi arriva un tiro al volo che finisce In attacco alto. può sbagliare Rasmus, può sbagliare Antonio Vergara, può sbagliare chiunque, ma in difesa non esiste che tu entri a fare il passaggetto corto. Per Meret non esiste che tu quando ti arriva Colombo addosso ti addormenti e gli fai segnare un gol. Cioè i gol del genere sono 2 errori nostri, non hanno fatto praticamente niente tutta la partita. E noi abbiamo fatto 2 bei gol su 2 tiri di McTominay e poi il primo ribattuto da Rasmus e il secondo bellissimo gol di McTominay. Ma poi alla fine Vergara per fortuna che ci ha salvato, anche se ha giocato una partita non bellissima, con molti errori, però alla Corretto. fine sto rigore pure ce l'hanno dato. Allora, fa stare lì a Genova con quella pioggia, è brutto perché io quel clima lo vivo tutti i giorni, lavoro lì e si soffre là sotto la pioggia. Poi per fortuna in 10 uomini abbiamo fatto quest'ultimo sforzo per arrivare in area di rigore e piaccio rigore, ma il Piccione non ce lo dava se non andava a rivedere, non lo chiamava 6 volte, no, tu devi andare a monitor, guarda, tu devi andare a monitor, guarda, poi alla fine ce l'hanno dato. Che saranno comunque polemiche perché vedi Marelli che aveva detto che sì, però non affonda sul piede, sì, non affonda sul piede, quindi si può dare, non si può dare, perché poi è sempre tutto grigio nel calcio, decidono loro. Corretto. Però, mamma mia, veramente che emozione, mamma mia, ma comunque non si può andare avanti così. Cioè tu il Genoa qui, anche se tieni mezza squadra infortunata, comunque il Genoa lo devi battere in ogni caso. Ma facile, non così, soffrendo così tanto. Ma facile non c'è niente, caro Luigi. In questo momento tutte le partite sono non sono finali, ma sono delle battaglie all'ultimo sangue, con l'ultima goccia di sudore. Mi sembra che un po' tutti concordiate con me sulla partita di Vergara. Ci sono dei momenti nella reaction dove me li sentirete dire stata accorto, andò qua un poco più tosto, qualche pallone di troppo lo ha perso. Però è corretto la qualità, vedi come dice anche Mardocchino, oggi Vergara non ha giocato bene, per fortuna ha qualità e uno come lui è sempre un problema quando ha la palla, si è procurato il rigore decisivo. Quello che voglio sottolineare è che non esce dalla partita, ecco, perché poteva essere una partita dove, sai, capita, soprattutto i giocatori di estro, i giocatori che hanno più fantasia e qualità, a volte se non sono in partita e si vede, sai, sbagliano qualche appoggio, magari questa non è la partita sua. Però lui non esce da una partita che non era la partita sua, c'ha comunque è dentro la partita mentalmente, non molla, c'ha applicazione, c'ha fase difensiva che rincorre gli avversari perché quella maglia per lui è diversa dagli altri, è chiaro, no? È un po' come quello che dicevamo ad Insigne, non ce lo dobbiamo dimenticare che Insigne sì, ce lo ricordiamo per i tiri a giro, per il passaggio per Cagliacon, per tutta una serie di cose, ma Insigne era quello che veniva a dare una mano fino alla fine della bandierina ai vari Mario Rui, ai vari Olivera, comunque lui si faceva tutta la fase difensiva ed era per questo anche inamovibile. Secondo me Vergara sotto questo punto di vista ha lo stesso approccio, un approccio decisamente napoletano, decisamente di
di tutt'uno con la maglia e con l'ambiente, perché è un sogno per lui, è evidente, no? Mi sembra chiaro. Perrone. Ciao Vale, dato che te I sei una vocali! cronaca di Paramount Plus e ti aggiorno su quello che sta accadendo in Italia. Luca Marelli oggi ha inventato un nuovo termine, lo step on foot gli è diventato gli passa sopra con il piede, quindi non è fallo. Gli passa sopra con il piede. Cioè veramente la narrazione in Italia è diventata un fantasy, il Signore degli Anelli, cioè è fantastico. Gli passa sopra con il piede. 6 punti fra Fiorentina e Genoa che non erano per nulla scontati, stasera si è visto perché l'hai vinta con un rigore nettissimo al 95esimo che oltretutto stavano anche per pararlo, stava per parare il portiere del Genoa. Tema della partita con ogni probabilità è Buongiorno, che oltretutto dopo l'errore al primo minuto aveva anche recuperato abbastanza bene mentalmente, ma poi lo rifà nel secondo tempo. Sono d'accordo, c'era stato un momento in cui si era ripreso Buongiorno, sì. Tempo un po' diversi ovviamente, quello retropassaggio mentre lì la perde proprio il pallone. Anche l'anno scorso faceva qualche cazzata, ce l'ha sempre avuta la cazzata incorporata, ricordiamoci il retropassaggio che fece a San Siro contro il Milan la scorsa stagione, a Udine. E mi ricordo che proprio te facevi questo paragone, cioè Buongiorno che fa l'errore e magari non porta il gol, mentre invece magari lo fa Juan Jesus e porta il gol, quindi magari poi viene fatto notare. Oggi ha fatto 2 errori che hanno portato a un rigore e un gol e quindi si nota immediatamente. E oltretutto nelle ultime partite era anche in crescendo, quindi sono molto curioso di vedere le prossime partite. Bravo, perché mi hai ricordato come la leggevamo, no? L'errore che non porta al gol o l'errore che non porta alla sconfitta. Leggi, no? L'errore di Juan Jesus con quel passaggio in orizzontale chiude la partita, però già l'avevamo persa. Questa qua, 2 errori gravissimi che però comunque 3 punti a casa ce li portiamo perché c'è successo tutto il resto intorno. Quindi può essere che di base lui sia un fortunato e ognuno non c'è da mettere. Poi c'è stato pure Conte che ha detto non sono bravo, sono straordinariamente fortunato nella mia carriera, che non so quale record di vittoria ha fatto oggi. Alza il volume, Vale. We can be heroes. No, amico mio, we can be heroes, ma il copyright non si può sentire. Non si è capito che è successo a Buongiorno? Andiamo allo psicologo. Ma il nostro futuro, Waiu, sta in casa nostra. Viene da Napoli e si chiama Vergara, Waiu. Vergara. Waiu. Come combatteva il pallone nel calcio d'angolo, si è andato a piare il rigore. Il futuro nostro si chiama Antonio Vergara. Dai cazzo, Waiu, dai! Eroici! Accasato. Eroici! Accasato, Leandro. Ciao Vale, ciao amici bellini e va fa mock. Vale, ciao. Anche Daniele si gasano. Ciao Vale, io sono distrutta, manco avessi giocato io sinceramente. Prestazione secondo me come nelle ultime partite che abbiamo commentato c'è stata, cioè i ragazzi non l'hanno mollata sta partita, però nel momento in cui ti fai 2 autogol, perché quelli di Buongiorno sono 2 autogol per quanto mi riguarda, cioè anche da un punto di vista di rigori negli ultimi 3-4 che ci hanno dato praticamente tranne quello di JJ con il Chelsea, tutti causati da Buongiorno. E poi sulla dinamica c'è da discutere sicuramente, però insomma, l'infortunio Buongiorno l'aveva fatto. E niente, Amir l'ho visto abbastanza bene, ma qua ne recuperi uno e ne perdi altri 3, un altro po', perché McTominay vale per 3 onestamente per quello che ti dà in campo, però era una questione di quando su McTominay, perché purtroppo lo sapevamo già che si sarebbe infortunato prima o poi per quanto è stato sovraccaricato, aveva problemi al flessore dalla partita con l'Inter dell'andata, problemini su problemini, prima della Fiorentina pure nel riscaldamento aveva avuto quel problema, purtroppo quest'anno va così, cioè se nell'anno di Garcia non poteva andare peggio in termini di vittorie non fatte e punti non fatti, quest'anno può andare tranquillamente peggio anche dal punto di vista degli infortuni, però veramente questi 3 punti sono non so manco più che metallo, cioè oro, platino, non lo so, cioè veramente fondamentale questa vittoria per il proseguo del campionato. 3 punti di diamante. Perché poi è tosto, no? 3 punti tosti. Sono contento, ringrazio Daniele, sono contento di avere Conte a guidarci, altrimenti eravamo 10º anche quest'anno. Secondo me col mercato senza blocco Lang e Lucca restavano. O perlomeno secondo me Lookman sarebbe venuto. Bah, su Lookman non lo so. Fabrizio Romano ha detto che comunque era un'idea del Napoli quello di Lookman. A me sembra che, guarda caso, l'Atletico Madrid vende Raspadori e poi va a prendere Lookman, cioè sono 2 operazioni che sono risultate slegate, ma alla fine è come se fosse stato uno scambio anche lì con un po' di conguaglio. Il Napoli ci ha provato per Lookman, aveva l'idea di Lookman, non lo so, resto sempre col dubbio perché essendo sempre il problema della Coppa d'Africa, non lo so quanto De Laurentiis voglia accettare una cosa del genere. Oppure se De Laurentiis rispetto a Conte dice no, decide lui, io non metto più bocca sul mercato, non voglio sapere lui, ve la vedete voi due, Manna, Giovanni Massa.
Se la vedono Giovanni e Antonio, io non faccio niente. Può essere anche. Però senza blocco Lacke Luckman. La chiosa. Ah, e vabbè, solita chiosa, anche perché non so nemmeno se vi riesco a seguire. Qualcuno ci dovrà spiegare il primo giallo di JJ, perché onestamente io ho forti dubbi che esista. Sul secondo, onestamente, là ci può stare. Se sei ammonito non devi proprio toccarlo l'avversario. E partita di Lobo monumentale per quanto mi riguarda. E Vergara forse l'ho visto meno brillante, però ha fatto tantissime cose utili nel finale di partita quando siamo rimasti in 10. Il fatto che insomma Giovanni sia stato sostituito appena messo in campo a inizio primo e secondo tempo, diciamo che insomma non fa presagire bene sul ragazzo. Però vabbè, importantissimo vincere stasera. Addirittura Raspadori, il Napoli non avrebbe mai venduto a 20 milioni di diretta concorrente. È vero, se poi se fossero già d'accordo, si fossero già messi d'accordo l'Atletico, chissà. Vabbè che Lookman voleva andare all'Inter, voglio. Cioè, questo era evidente, si era impuntato, non si stava allenando più perché voleva andare all'Inter. L'Inter, l'Atalanta deve capire, ve lo ricordate, no? Che secondo tutti l'Atalanta doveva accettare qualsiasi offerta. L'Inter vuole dare 40, dovete accettare per forza, dovete capire. E invece non hanno accettato, se lo sono tenuto, poi ha giocato, poi non ha giocato più, poi se lo sono venduti a loro piacimento fuori dall'Italia. Abbiamo recuperato i crediti, è stato buono. Questo è. E poi ci ritroviamo Raspadori all'Atalanta, ma per fortuna l'Atalanta sta un po' più dietro. Una cosa, come questi si possono mai lamentare che hanno perso, che hanno avuto 2 gol praticamente regalati. Dobbiamo vincere 4-0 sta partita. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo vinta e va bene così. Chiosa. Postilla, anch'io dico Lobo e McTominay 10, per diversi motivi, ma entrambi da 10. Sì, poi le faremo le pagelle, voglio. Pagelle che ricordatevi sono sempre la media di tutti gli amici bellini combinati, ci sono quelli più trancianti, 3, anche se vinci, do 3 a questo, l'altro 10, chiedete scusa alle pagelle e poi esce un numero di solito più logico. Ciao amici bellini, ciao Valerio, mamma mia, io devo andarmi a misurare la pressione, ho risultato talmente tanto al gol di Højlund che mi gira la testa. Finalmente un po' di mazzo, finalmente, un pochino di mazzo pure per noi, visto che quest'anno è maledetta, ci facciamo male, si fanno male i giocatori, ci facciamo i gol da soli, ci fischiano rigori rivedibili, finalmente un pochino di mazzo, un pochino finalmente è arrivato, sono contentissimo e sulla partita c'è poco da dire, la prestazione comunque il primo tempo, bella la reazione della squadra, perché comunque andare sotto a Genova non è mai facile. Una piccola cosa per Juan Jesus, una piccola critica, ma non per l'espulsione. Impara a fare un po' troppo il grosso con gli avversari, perché poi becchi gli arbitri protagonisti alla massa che ti ammoniscono per una cavolata e poi dopo vieni buttato fuori e rischi di compromettere una partita che già stavamo compromettendo da soli. Corretto, mi sembra corretto, perché l'ho notato che specialmente, ma non era sempre così, secondo me ha guadagnato ancora un po' più di fiducia in se stesso e sta cacciando un po' a capo Farosak. Lo dico con grande rispetto perché si è reso conto di essere importante. Secondo me lo fa anche per dare un po' più di forza anche ai compagni, a dire voglio, io qua mi faccio rispettare, non posso accettare che gli avversari fanno sempre la voce grossa e noi non la facciamo. Juan Jesus sta cacciando questa personalità che in un'altra squadra diventa quello là, vedi come si fa a rispettare eccetera eccetera. Con noi poi siamo noi stessi che diciamo calmati un pochino, non fare il gradasso con gli avversari perché poi acchiappi l'arbitro. Che è molto giusta questa osservazione, io capisco perché Juan Jesus lo sta facendo e se avessimo sarebbe tutto, però è corretto. Per il resto voglio un Forza Napoli, un bacio a tutti quelli che stavano esultando all'espulsione di Juan Jesus, gufandoci e niente, voglio come viene, l'importante è che portiamo a casa 3 punti adesso, da qui fino a fine anno. Alla grande. Mi sembra esagerata la reazione su Giovane, cioè è stato levato lui perché Vergara era l'unico che potesse fare il terzo centrocampista. Anche questo è giusto, nel senso che Vergara mo sta giocando da trequartista dietro la punta perché lo può fare, perché ha la qualità per farlo eccetera eccetera, ma Vergara nasce con il mito di Zielinski. Vergara è uno di quelli che può fare tranquillamente la mezzala, quello là più fantasioso delle 2 mezze ali, quello là con più licenza di offendere. È un centrocampista Vergara che può anche andare in attacco e stando con uno in meno ha senso, perché
io la leggo, il finale di partita lo leggiamo quasi 5-2-2 se vogliamo, perché la difesa a 5 che sappiamo, poi Lobotka ed Elmas, quelli che erano rimasti, con Vergara Højlund, ma è più un 5-3-1 se vogliamo, con Vergara più propenso poi ad andare a accompagnare Højlund, ma Vergara ti dà anche più filtro rispetto a un Giovane che è più attaccante. Quindi anche questo è abbastanza corretto. La domanda di Enzo. Visto che non faccio mai domande a Guido, vorrei sapere che ne pensa delle regole delle espulsioni che c'è in Premier. Ce la segniamo perché è molto interessante. Me la sono segnata, così appena entra la recuperiamo. Ciao Vale, buonasera a tutti gli amici live. Non voglio partecipare alla macchina del fango di Buongiorno. Non si può ridurre la situazione al fatto che lui sia scarso e che se ne deve andare. Abbiamo vinto uno scudetto soprattutto grazie a lui l'anno scorso. Il fortuna di McTominay non voglio dire che ha telefonato, ma forse era quello più indiziato per una serie infinita di ragioni. Non voglio criticare Conte, nonostante Giovane mi faccia chiedere perché cazzo, almeno per atteggiamento, non abbiamo tenuto Lang anziché prendere lui. Veramente non mi è piaciuto proprio oggi. Ringraziamo Sam Vergara ancora oggi, ma su una sola cosa voglio criticare Conte, perché se per tutto il resto si può dare il beneficio del dubbio, a me non mi è piaciuto che ha chiesto a McTominay di restare in campo. Non credo l'abbia fatto per lo slot, anche perché non è uno che utilizza mai tutti gli slot. Non so se voleva provare a riprenderlo, a vedere se era una botta. Non mi è piaciuto. Spero e prego che questa cosa non abbia fatto aggravare una situazione che magari poteva risolversi in meno tempo. Spero non sia stato un Neres bis. Da questo punto di vista ci sono state anche delle dichiarazioni di non ricordo chi sul fatto che lui fosse uno che metteva fuori squadra, uno che magari voleva evitarsi un affaticamento. Non lo so, cioè, a me questa roba qua della gestione dice tanto secondo me su Conte. Spero veramente sia un episodio isolato, perché a me non è piaciuto per niente. Sono d'accordissimo con te, Massi, dobbiamo allora ascoltare le parole di Conte per toglierti tutti i dubbi, perché McTominay sarebbe rimasto in campo. Poi l'ho già detto, magari mi hai già ascoltato, mi ripeto, però è importante per chi si fosse collegato adesso. Conte ci dice in conferenza, in intervista post partita, dice: io ho preferito toglierlo anche se McTominay, perché in quel momento McTominay fa il gesto del cambio, si sente tirare e dice così e fa il gesto del cambio, e io sono il primo che in reaction dice: lo devi cambiare mo', non devi manco aspettare. Perché? Perché noi sospettiamo che quella sia stato uno steramento, e più ci giochi sopra, più si può stirare, più si può aggravare la cosa. Poi Conte ci ha spiegato perché loro le sanno le problematiche, a differenza nostra che ce le possiamo immaginare, e ci ha parlato di questo tendine che si infiamma, eccetera, eccetera. Ovviamente non ci devi giocare sopra quando c'è il dolore. Ci ha aggiunto Conte, ha detto: io ho preferito levarlo anche se McTominay sarebbe rimasto in campo, perché vuole il cambio subito, ma McTominay non è quel giocatore che mi descrivi tu, che dici: mollo, mister, mi devo fermare perché devo riposarmi in questo momento, non posso continuare. McTominay gli dice, testuali parole dette da Conte, dice: posso rimanere in campo, solamente non mi chiedere di fare gli strappi in avanti, quelli non ce li ho. Quindi, santo McTominay, Dio lo protegga. Bene che Conte lo abbia tolto a prescindere, mettendo Giovane, abbassando a Elmas, benissimo, perché altrimenti sarei stato io il primo a prendere la bandiera contro Conte, perché non esiste proprio. Per me andava sostituito subito. Poi ci spiega che il problema non era uno strappo, ma è questa infiammazione, quindi loro sanno che fermati un attimo, non strappare, finisci giusto capiamo se, perché evidentemente hanno provato con i massaggi, con gli antidolorifici, la pillola, il pinnolo, per capire se si poteva fare, e meno male che Conte ha deciso comunque di toglierlo, perché altrimenti avremmo salutato anche lui per chissà quanto altro tempo con queste cose che non si sa quando recupero. Quindi questo lo volevo chiarire. E tornando velocemente sulla cosa di Buongiorno, altra piccola critica a Conte, che meno male che ho detto che non voglio criticarlo, non capisco perché Beukema, che è stato l'acquisto proprio che ci serviva per un'eventuale difesa a 3, venga bocciato in questo modo e faccia fare queste, cioè non che questo faccia fare queste figure a Buongiorno, ma che secondo me sarebbero evitabili se si integrasse meglio il ragazzo e gli si dessero le chance che merita. Ma Beukema non è un acquisto da difesa a 3. Beukema con Italiano giocava a 4 l'anno scorso. Beukema semplicemente doveva essere quello che dietro a un Rachmani, ricordiamoci che noi abbiamo cominciato a 4, cioè l'idea iniziale era Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Spinazzola, oppure Gutierrez, ok? Da lì 4-1-4-1, l'idea generale era quella, e un Beukema che, come Lucca doveva studiare da Lukaku, un Beukema poteva studiare da Rachmani e rappresentare poi
il futuro, perché comunque l'hai pagato tanto, eccetera, eccetera. Ce lo siamo ritrovati a doverlo utilizzare anche subito, poi abbiamo dovuto cambiare modulo, eccetera, eccetera, quindi non è che era stato preso per la difesa a 3. Che poi non possa giocare mai anche rispetto a un adattamento di Juan Jesus braccetto destro, resto sorpreso anche io. Però la questione che ce l'ha detta, ha detto no, mi dà affidamento, che gamba fa? Ad oggi è chiaro, senno di poi, vedi Buongiorno in queste condizioni, dici Beckham non può essere peggio di così, perché 2 nella stessa partita, non è, dice, è capitato, poi si è ripreso e ne ha fatto un'altra. Quindi un'altra situazione Beukema bis tipo col PSV, così. Scott non fece nemmeno la preparazione estiva. Quanti vocali hanno mandato? No, è una cosa importante, infatti sto cercando di andare il più veloce possibile perché poi mi fa piacere dare soddisfazione a Amici tutti. bellini, buonasera. Però 1 minuto Che e fatica, 43. che fatica. Io veramente ormai credo di puntare a campare fine 30 perché 40 non ci arrivo. È veramente chi ci impossibile. Partita che si mette malissimo, che comunque poi si risolve, per fortuna, perché finalmente una dritta te ne va con il rigore netto, però con il rigore netto malissimo, ragazzi, orrendo, che il portiere indovina, però per fortuna tua salta troppo in alto e quindi non riesce a deviare bene, quindi la palla entra dentro, quindi ecco, finalmente ragazzi una dritta che ci doveva andare è andata. E niente, io ripartirei dal bicchiere mezzo pieno. Schiaffetti sulle mani per Vergara, Gutierrez, ok, sicuramente molto poco lucidi, però ragazzi diamogli anche la possibilità di sbagliare, anche perché se questi sono gli errori, io posso anche tenerli. Gli errori che, ecco, magari non mi tengo sono gli errori di Buongiorno, perché oggi veramente ti costa 2 gol Buongiorno. Tra l'altro io credo che se Buongiorno non sbaglia quei 2 palloni, il Genoa oggi non te ne importa. Quindi ecco, siamo maestri nel complicarci la vita da soli. Juan Jesus per me incolpevole, perché l'hai già lo devi giocare su quella ripartenza, quindi va bene così. Insomma, ripartiamo dalla vittoria, speriamo che come McTominay si riprenda presto, cioè sia semplicemente magari un po' di stanchezza, e niente, alla prossima. Scusate, faccio un altro vocale. 1. Aspetta, l'altro vocale. Sì, perché poi Beckham aveva giocato, non aveva giocato nemmeno male, con il ritorno di Rachmani, eccetera, eccetera. Forse senza Rachmani, Beckham non si fida. Con Rachmani a metà, perché può esserci quella come discriminante. Dice magari con Rachmani che lo guida, centrale, è meglio. E con Rachmani magari oggi non al 100%. Vedi, Napoli-Sassuolo c'era Beukema titolare, forse Beukema è meglio con Savic, non lo so, sto cercando delle risposte. Magari Beukema era andato bene per un periodo, poi in allenamento ha cominciato a fare certe stronzate senza fine, ha detto no, ma tu non puoi proprio con il pallone. Veramente non lo so. Give me a pill, chiede Scott a Conte, che gli risponde it's impossible, se wait half time. Bellissimo. Io speravo che giocasse Beckham, l'avevo scritto sotto al prepartita, al video prepartita di Valerio, che speravo che giocasse Beckham oggi. E poi, altra cosa, io sto sentendo Marelli, sta spiegando, cioè quello loro era rigore, quello nostro era una cosa leggerissima, cioè non si può proprio sentire più. Piacere, mettete 3 piccioni anche Marelli. Cioè il piccione, quello là è il piccione col microfono, è il più grande così. Sta circolando una notizia sbagliata. Conte non ha dichiarato che sulle 400 vittorie sia più fortunato che bravo. Vabbè, la dichiarato, l'ho ascoltato, era sarcastica, era super sarcastica. Ha detto evidentemente non sono bravo, sono super fortunato. E Lombardo gli fa la contraltare, dice straordinariamente fortunato. Sì, straordinariamente, con grande sarcasmo, non è che l'ha detto seriamente. Se stanno scrivendo questi cose siamo proprio veramente ai dozzinali. Buonasera Valerio, la partita l'ho vista, quello che voglio dire è che sto vedendo i Luca Manelli che ha detto che non è rigore, De Rossi in telecronaca a piangere che non è rigore. Onestamente per me se non si dà cioè, questo è il rigore perché la palla è lontana e lui prende il piede del giocatore, il piede d'appoggio, come fa a non essere rigore? Cioè poi la palla è lontana e il difensore del Genoa prende l'altro piede. Sì, no, infatti. Decisioni su quel momento per prendere sono decisioni istantanee, però ripeto, sono contento, è una partita che sinceramente meritavamo di vincere, però complimenti al Genoa perché è un'ottima squadra, so cosa significa giocare a Bassi. Schippo perché l'abbiamo sentita dire tra un po' gioco io, entro io, ma alla luce di tutto quello che lei ci ha raccontato adesso della partita e di quello che ha vissuto in questa partita, di questa vittoria, è un messaggio questo che sta dando a voi stessi ma anche al campionato, soprattutto a quelli di su. Sì, questo è un messaggio che comunque noi alla fine, io dico sempre ragazzi, al di là che si possa vincere o perdere, noi dobbiamo uscire sempre con la testa alta, dando tutto, rendendo il tifoso, rendendo orgoglioso il badge che portiamo sulla mano, questo deve essere fondamentale. Poi, signori miei, diventa comunque difficile, cioè diventa difficile perché
i calciatori fanno la storia delle vittorie, quindi gli allenatori gestiscono un po' la situazione, la indirizzano, i giocatori diventano determinanti, se c'è giocatori. È un discorso quando inizi veramente a non avere più giocatori, cioè, o c'è poco da parlare, di voglia di dimostrare. Questa è l'anno che la sta provando di più. La stagione la sta provando di più nella sua carriera. Ma guarda, sicuramente una stagione assurda, assurda. In questa stagione, se siamo persone intelligenti, tutti quanti dovremmo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa, sul mercato che abbiamo fatto, su tante cose, sul fatto che comunque noi del vivaio non possiamo attingere, perché, ripeto, rispetto alle altre squadre abbiamo una rosa per me ridotta per di più. Si sono messi infortuni di lungo corso, come quello di De Bruyne, quello di Lukaku, quello di Anghissà, che non riescono a regolare. Anghissà, Gilmour si è operato e comunque continua ad avere dei problemi. Sai, Di Lorenzo adesso 2 mesi fuori, McTominay adesso non sappiamo. Signori, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Complimenti a questi ragazzi, sta facendo qualcosa di straordinario, complimenti a chi ha avuto la possibilità anche per dire ai ragazzi come Vergara, che hanno sfruttato l'occasione, che sono cresciuti tanto in questi 6 mesi, così come secondo me era cresciuto anche Ambrosino, solo che per andare a giocare in Serie B. In Serie B. mini stoccata ad Ambrosino. Anche Ambrosino era cresciuto, ma ha preferito andare a giocare in Serie B. Una controccasione sta dimostrando che possono stare benissimo nella rosa del Napoli, giocarsi un posto quanto posso anche Sì, queste parole di Conte. Poi non lo so se queste sono le parole. Aveva anche detto per scucirci questo scudetto dovevano fare tanta fatica fino alla fine le altre, e la partita di oggi ne è l'ennesima dimostrazione, perché sotto di un uomo con comunque tutte le difficoltà, con l'infortunio di McTominay, che messaggio è della sua squadra al campionato ulteriore? E poi già che ci sono, devo però chiedere un aggiornamento velocissimo su McTominay, quali sono le sensazioni a caldo. Guarda, per quello che riguarda McTominay è un problema che lui si porta dall'inizio anno, ogni tanto gli si infiamma la zona, una parte del tendine che va dal gluteo all'ischio crurale, quindi ogni tanto gli fa male, gli impedisce comunque, non è che non gli impedisce di giocare, però deve giocare a marce ridotte, quindi lui avrebbe anche continuato, però io alla fine del primo tempo preferisco comunque a prescindere avere un giocatore che sia al 100% piuttosto che andare poi a prendersi anche dei rischi stupidi, sapendo che lui per noi è un giocatore fondamentale. Per quello che riguarda la partita, io penso che sia una vittoria al di là di quello che abbiamo dimostrato a livello proprio di coraggio, di cuore, una partita che abbiamo fatto tutto noi, quindi c'è poco da dire, perché i 2 gol del Genoa sono comunque 2 infortuni nostri, e rialzarsi dopo 2 infortuni... È interessante, no? Che usa la parola infortunio, si usa nel calcio, anche quando fai un errore tecnico si dice è stato un infortunio, si usa tra virgolette, che non significa che ti hai fatto male, ma nel senso che hai fatto un errore tecnico proprio banale. È interessante che Conte usi la parola infortunio su queste cose così. Comunque vabbè, il resto l'abbiamo già sentito, le parole di Conte. Grazie Fabio, grazie Daniele. Voglio ascoltare altri vocali Buonasera vostri. ragazzi, vittoria soffertissima, partita veramente da crepacuore, rigori che non per come vedo il calcio non c'è né il primo né il secondo, ma va bene così, vaffanculo, 1-1 e palla al centro, anzi 3-2 per noi e palla al centro. E volevo dire, buongiorno, ovviamente disastroso. A fine primo tempo hanno intervistato Rachmani, che ha detto semplicemente, eravamo su 2-1 per il Napoli, ha detto semplicemente non dobbiamo fare errori. Secondo me voleva aggiungere anche buongiorno, solo che Isa non l'aveva detto per pudore e purtroppo Alessandro non ha recepito. Niente, giusto per dire, grande McTominay, ma soprattutto grande McTominay, ma anche grande Elmas, lo adoro sempre più. Ah, Roberto, vedi, questo fa il paio con questo, non ti rispondo io. Fa il paio. Questo pure può essere uno sticker. Decidete voi. No, non bannare, non fa niente, Fabio, non fa niente. A me sta bene una frase del genere, poi resto convinto io, insomma, il passaggio che fa Elmas oggi per il primo gol di Højlund, che fa quel passaggio in profondità per il tiro di McTominay, non tanti giocatori vedono quel passaggio, lo fanno con quei giri giusti, eccetera, eccetera. Ma bisogna saper vedere le partite, e quindi non diventerò antipatico con quella solita frase, la frase che utilizzò pure Paolo Del Genio su Fabian, non so, chi dice che Fabian è scarso non capisce niente di calcio. La frase non capisci niente di calcio, anche a uno che sta qua in live ad ascoltarmi blablare, non mi fa piacere dirla, però su Elmas ho ragione io. Penso di avere ragione io, e va bene così. Poi non ci sarà la controprova, perché comunque Elmas sta facendo tutto un lavoro che non è quello che lui era dovuto a fare, insomma, doveva essere più libero di prendere il gioco. Vabbè, lasciate perdere. L'Inter, giusto per dire, grande McTominay, ma soprattutto anche
Quest'altro vocale non è una chiosa alla Valentina, ma è semplicemente un vocale contro il non regolamento del calcio, perché non vogliono regolamentare il calcio, in quanto a loro va bene così, perché gli episodi grigi nel 2026, dopo 150 e passa anni di calcio, è impossibile che vanno a pensare che magari se un calcio di rigore viene parato dal portiere si deve iniziare una nuova azione con una rimessa dal fondo, e non vogliono eliminare queste polemiche che l'elemento grigio delle azioni fa avere, perché da una parte e dall'altra uno a favore suo dice no è rigore, uno contro dice non è mai rigore. Certo. Come si eliminano queste cose? Cioè il rigore è la massima punizione, quindi dovrebbe essere qualcosa di clamoroso per avere un rigore. Tutti questi che stanno fischiando, Napoli compreso, sono tutti per me falli da punizione a 2 in aria, e si spengono tutte le polemiche. Poi per eliminare proprio l'elemento grigio, la zona... Beh, non è che si spengono le polemiche, ma sicuramente diventa meno grave, nel senso che poi il calcio di punizione a 2 in aria, non essendo la massima punizione, che poi perché il rigore è una questione statistica, 75% delle volte che tiri, bene o male, è gol. E quindi è una punizione pesante, dove quasi certamente mandi la squadra che subisce il rigore in vantaggio. Con la punizione a 2 in aria, che secondo me è un'idea corretta, che potrebbe anche funzionare, poi diventa grigio quello che poi decide perché hai dato la punizione a 2 in aria e non mi hai dato il rigore, perché questa qua era fallo invece hai dato la punizione a 2 in aria. Comunque restano le polemiche, togliamoci di mezzo che non restano le polemiche. È come l'introduzione del cartellino arancione, che poi non è stato messo, sarebbe stata la stessa cosa. È come la luce nel fuorigioco, si farà polemica sul millimetro di luce invece sul millimetro della spalla. Però la luce già forse è meglio, dipende da come la vedranno le difese. Ti faccio finire. Il VAR non deve intervenire per errore dell'arbitro, quasi nascondono dietro al protocollo, ma quando c'è questa cosa, capitano, l'allenatore di una squadra dice già avere questo episodio, pure in un calcio d'angolo, una rimessa laterale. In quel caso il VAR dice all'arbitro c'è il tocco, non c'è il tocco, ma non il contatto. Adesso è un fallo proprio clamoroso, l'ha detto anche De Rossi. Ha detto, noi non è il calcio che abbiamo giocato noi questo, perché prima per avere un rigore, a meno che non facevi parte delle strisciate, ma questo l'ha detto lui in sottofondo, dovevi avere veramente, dovevi subire veramente qualcosa di grande per avere un rigore contro. E quindi pure si fa le mani, tocchetti mani, ha tirato in porta? No, l'ha presa la mano su un cross? Ok, fallo da punizione 2 in aria. Stop. Spegni tutte le polemiche. Buonasera amici bellini, buonasera a tutti, un'altra serata... È interessante, Fabio, va approfondita da quelli che poi fanno le regole, è corretto. molto contiana, io sono contento della vittoria ed è in linea con quello che è successo l'anno scorso in partite che sembravano perse e poi alla fine siamo riusciti a riprenderle. Volevo fare solo un piccolo appunto per quanto riguarda Manna. Sicuramente Manna ha delle colpe, ma non è che a gennaio in generale con qualsiasi altro direttore sportivo abbiamo fatto grandi cose. E c'è da dire il fatto che alcuni dicono che Scott l'ha preso McTominay, premesso che non sono l'avvocato di Manna, quindi mi arriva abbastanza relativamente, però c'è proprio un'intervista di Conte che dice che Manna gli aveva proposto questo nome e che Manna era andato a casa di McTominay per provare a convincerlo ad accettare la causa Napoli, e che Conte all'inizio pensava che fosse uno dei tanti nomi e non si aspettava che arrivasse, quindi almeno questo gli va dato atto. Poi per il resto raga, le responsabilità d'inizio hanno, bisognerebbe capire di chi sono, se sono tutte sue o vanno un po' divise tra tutti, perché poi vero Conte io lo vorrei a vita come tutti voi, molti di voi, però sicuramente qualche responsabilità ce l'ha pure lui, è l'allenatore, quindi amen. Ma sono d'accordissimo Alfo con quello che dici. È bello che mi riporti a questo ricordo della trattativa McTominay. Poi aggiungici che magari non è stato individuato da Conte, l'ha individuato Manna, così, però Conte lo conosceva, cioè lui dice io ci ho giocato, ho allenato in Inghilterra, quindi è un giocatore che bene o male per chi bazzicava la Premier non era una sorpresa, perché poi cresce nel Manchester United, non è che compare, fa un paio di partite e tu lo hai individuato. E poi la bravura di Conte sta nel capire che quel giocatore là lo puoi sfruttare anche meglio rispetto a come adesso lo stiamo vedendo, fa il mediano, ma fa il mediano con uno spessore anche del personaggio che si è creato, delle responsabilità che lui sa che può avere in questa squadra, che si prende anche la responsabilità di andare a chiudere l'azione. Conte aveva avuto l'intuizione, dice non lo devo per forza tenere là bloccato, può farmi anche quello che con l'incursore c'ha più gol degli altri, perché il problema di questa squadra è sempre stata chi li deve fare i gol, quanti gol abbiamo nelle gambe, e facendo il conto ne erano sempre pochini, tanto è vero che abbiamo vinto uno scudetto segnando pochi gol. Quest'anno stiamo cercando di rifare più gol, adesso stiamo facendo di nuovo, però è comunque è poco il bottino, voglio dire, e quindi bene che quello là se la prenda Manna come sua intuizione. Elmas è un buon giocatore, ma per me non è quello il suo ruolo. Questa è diversa come analisi. Lui è un giocatore che sa toccare la palla, dovrebbe giocare al posto di Lobo, ci dice Antonio, e secondo me al posto di Lobo, che poi
Lì significa fare il regista puro, il che in questo nuovo modulo significa fare uno dei due mediani, quindi devi fare quello e quello. Io quello che ho sempre apprezzato di Elmas è che nonostante lui abbia rifinitura, abbia la capacità di puntare l'uomo del dribbling, ricordi i gol. Io un giorno farò giusto gli highlights di Elmas con tutti i gol per ricordare quello di cui è capace e che ultimamente non stiamo vedendo perché gli è stato richiesto anche di fare tanto altro. E stiamo facendo un gol con la Fiorentina bellissimo. Ce l'ha Elmas questa cosa, però io l'ho sempre individuato e là mi incazzai tantissimo col Napoli. Era il post Zielinski perfetto, nel senso non con quell'eleganza che ha Zielinski, con più muscolarità, perché Elmas è uno di quelli che ti fa la partita anche a livello di scontri fisici, di rincorsa degli avversari, che Zielinski non aveva. Doveva essere proprio quella là, nell'ideale 4-3-3, dove si continuava con questo centrocampo. Lobotka fa il regista, sì, Anghissà fa quello fisico che va avanti e indietro, si inserisce. Elmas doveva rappresentare proprio il post Zielinski naturale. Hai lasciato andare Zielinski, hai già Elmas, e invece lasciamo andare pure Elmas, e poi se ne andò Zielinski, e poi prendemmo Traoré, e là ovviamente uno ci rimane male per come poi fu la riuscita di Traoré. Alberto, Spiego io il cartellino a GG, il primo, come un errore arbitrale, perché se mi stai dando il cartellino giallo è perché mi hai fischiato il fallo, cioè mi hai punito quel fallo, ma il fallo non andava punito perché il gioco era fermo, quindi mi devi punire una condotta antisportiva a gioco fermo, e quindi il cartellino sarebbe dovuto essere rosso, quindi quel cartellino giallo è un errore. vedi come un arbitro poi legge l'azione in maniera anche più analitica. Se vuoi dare quel fallo là di Juan Jesus a palla ferma, addirittura è rosso, vedi la prospettiva di un arbitro, perché a palla ferma, se quello là lo intervieni, lo ritieni un intervento violento direttamente sull'uomo, diventa cartellino rosso addirittura. Prospettiva arbitrale, per me non c'è niente, non c'è proprio niente, perché quello si butta, lui se c'è un po' di contatti, il famoso body check, si mette annanzi, ma veramente, veramente parva materia. Però vedi la prospettiva dell'arbitro, dice addirittura se vuoi fare il tipo di conseguenza dovevi espellerlo addirittura prima. Qua che cos'è? Sono immagini che io però sono scritte piccole, come faccio a leggere? Se clicco allora sono le parole di Juan Jesus: chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli, stringe i denti e resta, il resto è solo rumore, ai tifosi occasionali. Wow. JJ ci ha già visti tutti alla carica verso Buongiorno, vedi? Capitano, il capitano che non ha bisogno della fascia. Oggi capitano era Lobotka, il che mi fa piacere. Juan Jesus, il capitano proprio dello spogliatoio, il capitano di tutti i ragazzi, quello che si è preso la responsabilità quando ha fatto l'errore lui, quello che difende il compagno quando l'errore lo fa il compagno e cerca di tamponare, perché sa che poi se va in depressione anche lui ci servirà Buongiorno, e quindi è importante avere queste figure anche nello spogliatoio. E poi c'è un altro post di McTominay che riposta la storia di Juan Jesus contra Tudo e contra Todos. Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo con tanto sacrificio, eccetera eccetera. Supporto dell'altro capitano. Incredibile, sono riuscito ad ascoltare tutti i vocali prima dell'arrivo di Guido e ci possiamo rispostare qua. Siamo in attesa fiduciosi, se Guido c'è, perché poi potrebbe anche non esserci, io gli mando sempre il link, ma poi non è detto. Ah no, è gente che su vecchie cose, vecchie donazioni. Nel frattempo posso leggere altri messaggi. Allora, voglio sottolineare le parole di Vergara a fine partita su Buongiorno. Sappiamo tutti che è un giocatore fortissimo. Confrontate le parole di Lang. Non è il massimo, in effetti, perché sono rimasto veramente male ad ascoltare Lang. Poi Wagyu, siamo sotto al cielo, io l'olandese non lo parlo e voglio immaginare che la traduzione sia stata perfetta. Quando si tratta di inglese io vi posso dare una mano, spagnolo in qualche modo lo capisco, chiamiamo a Fabio Versate, ci facciamo fare le traduzioni. Sull'olandese purtroppo no, olandese danese non vi posso dare una mano.
E quindi magari, però l'atteggiamento si vedeva che lui fa proprio non parlo, perché lo istigano sulle parole di Diego Costa e lui fa il tipo non fatemi parlare, fa il tipo di conseguenza. Ci aggiunge anche: io ho grande rispetto per la società, perché sono ancora tesserato, si rende conto, però amico mio, noi ti abbiamo accolto con tutta la speranza di vedere un grandissimo talento che non solo da quello che si vede negli highlights, ma anche a livello proprio di numeri, di prestazioni che avevi fatto nell'ultimo anno, era un acquisto corretto, era il migliore sotto tutti i punti di vista. Però per avere il Lang migliore sotto tutti i punti di vista devi avere un Lang mentalizzato, un Lang che si sente protagonista quasi assoluto della squadra, punto di riferimento, idolo dei tifosi, e là diventa squarcione in positivo, nel senso che diventa spavaldo però forte, diventa coraggioso e fa delle cose. Tutto questo non lo abbiamo visto. Può essere che Conte lo abbia in qualche modo ridimensionato un po' tatticamente, chiedendogli delle cose. Questo poi sta a metà, sta un po', lui doveva farlo di par suo e Conte magari doveva lasciarlo un po' libero di fare delle cose, ma l'obiettivo di Conte è vincere le partite, l'obiettivo di Lang è andare in nazionale. Poi anche lui sapeva che vincere le partite col Napoli significava che andava bene lui, però lo sappiamo che i giocatori, appena arrivato, un giocatore che sta all'interno del gruppo da un sacco di tempo, può anche fare un discorso più altruista. Nel caso di Lang ci ho visto un pochino di protagonismo e le parole di Conte erano state chiare molto prima ed è chiaro che si riferiva a lui. Cioè è rimasto male specialmente perché lo ha voluto il mister. Sì, però ricordiamocelo come lo voleva il mister, perché il mister lo voleva probabilmente anche a gennaio dell'anno scorso in sostituzione di Kvara, avendo già però tutta un'impostazione dove sarebbe stato comunque un ricambio e non il titolare, perché in quel momento non avevamo trovato l'altra soluzione con Raspadori. Nel momento in cui Raspadori esce e si cerca di impostare, il primo che entra è De Bruyne, e si cerca di impostare un nuovo Napoli, un Napoli più propositivo, un Napoli che possa gestire le partite, avere più possesso, fare un gioco d'attacco anche più europeo. Ricordatevi le parole di Conte di inizio anno, quella era l'idea, e l'idea era Ndoye e Lang da una parte e Neres Politano dall'altra, e non c'è dubbio, e c'hai due che sono più fringuelli, Lang e Neres, e due che sono più di sostanza e di fase difensiva come Ndoye e Politano. Li avresti potuti alternare con Lukaku davanti, potevano arrivare i rifornimenti con il 4-3-3. What is it? Sir, Yeah. do you want fried rice? Yes. What meat do you want in fried rice? Chicken. You want chicken fried rice? Yeah, sì, perché abbiamo parlato del chicken. Sì. Thank you. It's gonna be from the Japanese, not the... Oh, you're gonna try something. Scusate, sono i fatti miei. Yeah, let's go. I'm ready for sushi. Let's do it. I'm gonna do it. You're doing it. Thank you. Quindi i rifornimenti per Lukaku, eccetera, eccetera. Ok. La gioventù non ha pazienza. È vero, anche così. Secondo te, Guido, dobbiamo guardarci le spalle in classifica o sperare nella corsa a scudetto? Daniele, che ti devo dire? Deve... La leggo così, ed è molto semplice. L'Inter deve inciampare 3 volte, ma non parlo di pareggi, deve perdere 3 volte consecutive e il Napoli deve vincere 4 volte. Sono 4, perché sono 9 i punti di distacco. L'Inter deve perdere 4 volte consecutive, il Napoli deve vincere 4 volte consecutive. Nel momento in cui succedono queste due cose, molto improbabili, anche il Milan non deve fare questa cosa perché sennò passa il Milan davanti. Quindi deve perdere l'Inter 4 volte consecutive, il Napoli deve vincere 4 volte consecutive, il Milan deve perderne 1 o 2, quindi tu scavalchi il Milan, l'Inter, dopodiché, dopo che succedono queste due cose, devi mantenere vincendole tutte consecutive, perché poi l'Inter, che ne ha perse 4, quindi diventano quante sconfitte? 7, 8, ricomincia a vincere e non ne perde più, eppure tu non puoi perderne più.
tutto è possibile nella vita, assolutamente, però sono degli incastri molto complicati, quindi non voglio dire proviamo, ce la possiamo fare, perché sennò poi uno ci rimane male, dice ma come, tu avevi detto che potevamo lottare per lo scudetto. No, dobbiamo guardarci le spalle, ma come ci si guarda alle spalle, e questo lo sapete, vincendo, puntando, aspettando la sconfitta lì, mettendo pressione, eccetera, eccetera. È l'unico modo, altrimenti scivoli tu e te vengono in culo gli altri. E invece no, con la convinzione, come vuoi tu, con la convinzione, la vedo difficile, però non mollo assolutamente e non accetto che si scivoli e si lasci andare. Ripeto, e che sia messo agli atti, per come è stata strutturata la stagione, per tutte le cose che sono successe, e guardate come sta assomigliando anche alla stagione di Ancelotti. A livello arbitrale dovete farla una comparazione. Quando le cose cominciano ad andare male, bam, le stangate anche arbitrali, un po' come succede anche alla Lazio. Non parlo solamente di me, anche la Lazio ha avuto parecchie situazioni molto difficili da accettare quando stai che in società non c'è confusione, non c'è chiarezza, tutti se ne vogliono andare, ti danno la mazzata finale e tu non puoi neanche dire niente perché sei tu che sei debole. Se in un'annata del genere, dove il Napoli c'ha tutte queste problematiche, colpa sua, colpa di Conte, colpa di Manna, colpa dei preparatori, colpa dei medici, colpa della sfortuna, tutto insieme, se in una stagione del genere tu ti porti a casa la Supercoppa, arrivi in Champions e magari vai più avanti possibile, se vinci la Coppa Italia è una stagione esaltante, con il fallimento della Champions che resta una macchia, però esaltante. Se col fallimento della Champions, Supercoppa, vai e vinci, arrivi in Coppa Italia, non molli, secondo me è una grande stagione. Può sempre capitare che Sassuolo Viga, è difficile ma può succedere. Apriamo gli spalti ai tifosi dell'Inter. Lasciamoli andare. Oggi i tifosi del Napoli, non residenti in Campania però, perché noi non si invece apriamo. Hanno fatto la multina e capite? Quando io cerco di fare un discorso un pochino più ampio e quando aprirò il secondo canale sarà difficile da gestire perché parlerò delle altre squadre. Sarà complicata. Come fai a vincere a Roma e Atalanta io non voglio arrivare già là, perché poi dice allora che c'ha rimma a fa, se già abbiamo perso che c'ha rimma a fa, e invece no, ce la guardiamo perché possono capitare, questa è l'emozione poi del calcio, capitano situazioni come quella di oggi, sembra tutto, sta crollando il mondo addosso, il tuo miglior giocatore che sta stringendo i denti da 30 giornate si tira dietro, sei andato in svantaggio al primo minuto con Buongiorno che ti fa il retropassaggio, Meret, cioè ti stacca la tragedia proprio, la partita che non riesci a vincere più altri infortuni, la tragedia poi succede l'imponderabile, io l'ho chiamato il sovrannaturale, arriva, Vergara la sposta al momento giusto e viene colpito, non voglio sapere niente, perché è codificato, viene codificato Vergara e invece di sbagliare il rigore Højlund lo segna. Ce lo meritavamo noi tifosi, oltre ai ragazzi che si stanno facendo il cuore così, ce lo meritavamo noi tifosi, forse non se lo merita il Genoa che mi resta una squadra simpatica, mi sto seguendo De Rossi da vicino perché chissà un futuro domani, non lo so che tipo di allenatore a quale allenatore possiamo aspirare, però oggi no, mi sembrava troppo brutto non fare i 3 punti oggi e quindi ce le guardiamo per queste cose qua le partite, per il gesto tecnico, per la cosa imponderabile che ci fa, anche le cose brutte che ci fanno protestare, il calcio è tutto questo. Comunque la butto lì. Lang ha parlato di schieramenti politici nel club. Può essere che il Napoli ha voluto KDB mentre Conte, Lang e il 4-3-3 e invece per equilibrare spostò McTominay avanzato. Upsetting. Che significa ti sei schizzato? Nel senso quando parlerò delle altre squadre
poi saprai, amico mio, sto preparando una sorpresa, ma devo arrivare a 30.000 iscritti. Mi sono dato una scadenza. Siamo a 29.000 e rotti. Quando arrivo a 30.000 mi sono dato questa scadenza per fare un passaggio, perché non voglio rendere il canale, questo qua deve rimanere pulito azzurro. Per sporcare con le altre squadre, con gli altri colori, voglio farlo in un'altra sede, di modo che non mi sentirò nemmeno in colpa se devo fare un video. Io di solito mi sento in colpa se non faccio un video al giorno, e mi sento pure in colpa se ne faccio 2 contemporaneamente, perché se ne posto 2 al giorno c'è chi si perde il primo, e io ho tutto un filo logico che dura tutto un anno. Se voi vi perdete un video e poi dopo 2 giorni mi mandate un link, una frase, un post, e io vi devo rispondere: video di ieri, il video dell'altro ieri, ne ho parlato nel video di 2 giorni fa, ti sei perso il video di oggi. E là mi dispiace, perché ma mi rendo conto che non si può vedere, non si possono fare 100 conferenze e non si possono fare 3.000 video, tutti di 20 minuti ciascuno, tutti senza nemmeno un respiro in mezzo, taglio, è tutto contenuto. L'ho fatto così, il canale ho deciso di farlo così, però mi rendo conto che è troppo, e quindi voglio mantenere la media di un video al giorno qua su Azzurro Fluido, e sull'altro mi sentirò libero di dire, di fare. Manterrò questa linea che mi piace, che è la mia e non la cambio. Quell'altro può essere che la fa mio fratello. L'altro canale lo fa mio fratello, quello là con gli occhiali, come si dice? Questo fratello qua. Può essere che sarà lui a fare le analisi, magari con i capelli sciolti, fa le analisi sulle altre squadre, dirà cose incredibili che non si possono vedere, 4-5 video al giorno, e chi se ne frega. Farò così. Comunque, questo discorso che fa il Gargaroz non è mica strano o sbagliato, può essere. Io il fatto che Manna abbia preso il KDB e Conte non l'abbia chiesto, ne sono sicuro. Non ne ho alcun dubbio. Cioè, se Conte ti chiede qualcosa, secondo me non ti chiede De Bruyne. Sono convinto di questo. Poi però hai De Bruyne, Conte lo mette, perché Conte sa che serve qualità, Conte sa che serve rifinitura, che servono gol, e De Bruyne tutto questo te lo dà, anche a 34 anni. Poi è assurdo che Modric a 40 anni gli sta facendo la differenza e noi a De Bruyne ci dobbiamo rinunciare perché si è struppiato. L'imponderabile. Per equilibrare, spostò, eccetera, eccetera. Conte Lang 4-3, secondo me è un discorso che non possiamo escludere. Quando si parla di schieramenti politici nel club, ci aggiungo anche dell'altro, perché esiste la squadra Conte, tutti i collaboratori di Conte, i preparatori, eccetera, eccetera. Poi c'è la squadra dei medici, c'è la squadra che fa il mercato, c'è la squadra che dovrebbe curare il vivaio, la primavera, c'è la squadra che dovrebbe fare le strutture, c'è la squadra che dovrebbe fare i campi a Castelvolturno, c'è la squadra che, benvenuto il tuono, e poi c'è la squadra che dovrebbe fare lo stadio, o il comune fa lo stadio, ma ho letto che il Napoli non ha disertato il discorso dello stadio, così che della Laurentiis non vuole partecipare alla ristrutturazione dello stadio, ristrutturazione che mi sembra un po' strana, ma vedremo di quello che si tratta. Allora, e poi c'è, esattamente, Saveria solida, e può essere pure che lo faccio al femminile, faccio con AI, faccio tutti i video al femminile, e magari forse è meglio di no. Passo un attimo per un like doveroso. Grande Valerio, io dopo la partita sono andato a fare 2 ore di palestra. Palestra, sa da fa palestra, amico mio. Gianca, bravissimo. Prima o poi pure io mi rimetterò al lavoro, perché ci stiamo ammosciando, però voglio fare pure un canale, se diventerà complicato. Un'idea è proprio quella. Mi compro, sapete, il tapirulan per fare i passi, e faccio le live come Federico Rossini faceva. Si chiama Federico Rossini, Ludovico Rossini faceva le live di Fantacalcio sulla cicletta. Io metto quello là che fa i passi e facciamo le live, così faccio anche un po' di cosa fisica. Pollo allo spiedo. No, sono i polli i polletti putrefatti. No, il riso col pollo, però non cinese, giapponese, perché si usa qua che il ristorante cinese, sì, però per esempio il ristorante cinese, anche gli stessi piatti fatti dal thailandese o fatti dal giapponese utilizzano un olio un poco meglio, quindi c'è questa convinzione qua che il cinese è buono, però
le altre cucine asiatiche, non si dice orientali, si dice asiatiche, sono un pochino più salutari, e quindi facciamo un chicken over rice, pork fried rice, una cosa del genere. Allora, visto che Guido non lo vedo, io prendo il link e ve lo lancio in chat, di modo tale che gli amici che volevano intervenire, so che voleva intervenire Fabio, so che voleva intervenire Daniele, gli amici che... Cazzo curry? Ma che cazzo curry? No, non mi piace il curry, lo sai? Colpa mia, non mi piace il curry. Allora, ecco il link, se qualcuno vuole entrare per salutarci, so che alcuni amici volevano intervenire anche in video, e ci salutiamo, visto che siamo a 1 ora e 50, facciamo una decina di minuti finali parlando di quello che volete voi, e mi fa piacere ospitarvi, perché poi è pure bello quando entrano gli amici bellini. Il problema di fondo è che nonostante il mercato fatto non siamo riusciti ad alzare la qualità della squadra. Corretto, Enrico. Non so se però possiamo già giudicarli tutti acquisti sbagliati, o se vanno valutati all'interno di quello che è successo con tutti gli infortuni, dove hai dovuto forzare alcuni ingressi in campo e magari avevano ancora più bisogno di ambientamento, di fare il percorso per metterti al passo con gli altri. Quindi non lo so se li possiamo già giudicare. Ci sono dei sospetti che alcuni dei giocatori che sono venuti dal mercato sono stati un po' ipervalutati. Te lo dico onestamente. Alcuni giocatori probabilmente ci aspettavamo molto di più, alcuni un po' di più, altri stanno facendo bene. Quindi il problema c'è. E qua do merito al Giuseppe Pastore di cui prima, che disse a fine mercato, disse: non è un mercato, un grande mercato, è un mercato grosso. E lì ebbe un'intuizione Giuseppe Pastore nel dire: sono stati comprati molti giocatori, ma non è detto che tutti questi giocatori fanno poi la differenza in questa squadra. E a bocce ferme era corretto dire che alla fine, escluso KDB, il Napoli aveva preso tutti i giocatori per rimpinguare la panchina, perché poi tra Meret e Milinkovic-Savic, vediamo, per me si equivalgono, per me Milinkovic-Savic ha quel fatto del lancio, ma l'ultimo l'assist l'ha fatto Meret, quindi si possono equivalere sotto questo punto di vista. Era partito Meret titolare con Milinkovic disponibile, tutti gli altri, tutti quelli là dell'anno scorso, doveva giocare Lukaku, non doveva giocare Lucca, dovevano giocare tutti gli altri, Spina prima di Gutierrez è arrivato un po' infortunato, Beukema non partiva titolare, solo KDB era veramente uno da inserire nei titolari, tutti gli altri piano piano dovevano prendere il loro minutaggio, e c'era la Coppa Italia per farlo, c'era gli impegni accavallati con la Champions League per farlo, e poi sono cominciati uno dietro l'altro tutti gli infortuni che ti hanno costretto a cambiare ancora modulo, a fare tutta una serie di discorsi anche tattici che ti costringono e ti costringono anche a dare dei giudizi che forse sono pure affrettati, e che vedremo. Polly al curry, c'est moi. Bellissimo. Conte ha detto: se siamo intelligenti faremo delle riflessioni sul mercato fatto e sul non poter attingere al vivaio. È proprio vero, e se io mi sposto da questa parte non è per far entrare Guido, ma per far entrare Daniele. Però Daniele, non lo so se ti sei, prova a parlare. Ti sento malissimo, zero. Mi senti adesso? Adesso sì, perfetto. Ti vedo pure bello, allontanati un pochino, sennò si vedono solo gli occhi. Eccoti qua. Vai Daniele, vai a ruota libera, fai un editoriale di 10 minuti. Diciamo che è un piacere che mi dai questi piccoli gioie della vita, insomma, di potermi esprimere, perché è sempre bello sfogarsi. Allora, in effetti, quello che volevo dire è che quest'anno la mia convinzione è questa: ci sono stati sicuramente degli errori, delle valutazioni fatte in maniera sbagliata sul mercato, delle valutazioni forse sbagliate fatte sullo stato fisico di alcuni giocatori, sullo stato atletico, però quello che sono convinto io è che senza Conte a quest'ora facevamo la fine del dopo scudetto e del dopo Garzia.
Quindi io penso dobbiamo mettere l'anima in pace, che era la migliore soluzione, quella di tenere Conte con la sua grinta, anche col suo carattere a volte un po' sgorbudico, però purtroppo è uno dei migliori allenatori che ci sono sul panorama europeo. E io penso che lui, sulla base di questo triennio, perché lui ha parlato di un triennio, ha pensato di fare qualcosa di importante, quindi secondo me dobbiamo ancora vedere qualcosina anche l'anno prossimo, secondo me, perché molti cominciano a dare anche voci sbagliate circa il suo futuro, anche molti giornali che si occupano di queste situazioni non mi piacciono come si esprimono, perché secondo me danno notizie che non sono veritiere e sono fuorvianti per l'ambiente proprio Napoli, sono tossici. Quindi per questo io mi associo solamente al canale Azzurro Fluido, a Raffaele, che è il nostro direttore, e mi affido a persone sagge, non a persone che ci fanno solo perdere il tempo. Quindi se dobbiamo esprimere una critica si può fare, però lo si fa in maniera civile e educata, non cerchiamo di non travasare. Sicuramente non lo facciamo per remare contro, perché alle volte il dubbio c'è. Fabio, no, è con me, no, se ne aiuta, ma è tornato. Non ancora, vai qua. Ciao Fabio. Dove? Tutto a posto. Niente, ha ragione Daniele, è meglio affidarsi alle cose nostre. Abbonatevi al canale, sapete tutto in anticipo. Vedo un Mectore nel buio. Ma quello è un Vesuvio? Che sta succedendo? È pazzo. Benvenuto a Reality Napoli. show. Mectore, ma che... calcio, beve birra. Ah, sta pure Fabio nel Fabio. Eccoci. Grande. Fabio al quadrato. Ma sai che poche persone possono stare senza barba e tu puoi? Vuol dire che è un dono. Prenditelo come complimento, portatelo a casa. Grazie. Ma anche tu sei un bel ragazzo. Anche tu te lo puoi permettere. Devo mantenere la barba, non lo posso proprio fare. Enzo ti chiede di parlarci di Giovane. Fabio, vuoi farlo in privato? Abbonatevi al canale, ragazzi, abbonatevi al canale. Ma che bel Giovane, Allora, io poche volte, lo sai, mi sono espresso e tu mi sei da testimone, ormai ci conosciamo, quando sono passati 7 anni che sto sul canale. Io 2 volte mi sono azzardato a fare una previsione, e una era Yusai e un'altra era Mario Rui. Yusai non mi ha fatto cagna idea, Mario Rui sì. Corretto, ricordo, sono testimone di tutto questo. Con Luca e Giovane, onestamente, mi è venuto fritto un cuore e mi hanno fatto tornare ai tempi di Yusai, hai capito? No? E mi danno le stesse vibes, non ci posso fare niente. Cioè, vabbè, ma pure Rachmani giocava nel Verona, siamo d'accordo, ma Rachmani gioca come difensore e gioca da 9 anni quasi ormai a Napoli. Esatto, c'è tutto il percorso che è chiaro. Qualcosina l'avrà anche pure imparata, ma se tu prendi Giovane a 20 milioni, a sto punto ti riprendevi Ngong o Lindstrom, perché alla fine, diciamo, la solfa è la stessa e risparmiavi questi soldi, pure perché il raggiro che ha fatto il Napoli sul mercato, e danno sempre che dicono che Mann è un ciuccio, questa volta si è inventato questa formula geniale, ma a sto punto potevi prendere pure alla mia Mal con questa formula, perché il blocco del mercato è stato aggirato. Penso che a Milan non vuole venire. Quindi Fabio è uguale a Adam Sandler, mentre credo che sia Tore. Me lo dicono già. Tore, sei Vergara, però con il capello più lungo. Allora, io vorrei... Vergara c'ha il mullet. Me lo facevo pure io in passato. Allora, io volevo soltanto ricordare una cosa che secondo me andrebbe detta e chiarita una volta per tutte.
per quanto riguarda il mercato fatto a inizio campionato, io quelle parole di Conte, quelle famosissime parole, abbiamo preso troppi giocatori. 9, disse. 9 giocatori. Che sono tanti giocatori. Troppi giocatori. La gente ha continuato imperterrito ad interpretare male, come dice Barbascura, male. Sta a Londra, io vorrei andare tantissimo a vederlo. Hanno interpretato malissimo quelle parole, perché è quello che poi si sta verificando. Volete dare il cazzo di tempo a 9 persone di abituarsi a giocare insieme? Non solo, Sabato, devi sottolineare. Cioè, scusami Nat. Cioè, Rachmani, ce lo ricordiamo tutti, le prime 2 partite, ma Autorete con l'Udinese. Ma sapevo Autorete con l'Udinese. Rachmani, bravi, come facciamo senza Rachmani? Cioè, Buongiorno l'anno scorso ha fatto un dio di campionato, aveva esordito con qualche piccola, poi dopo subito, boom, Espo. Poi si è fatto male, evidentemente c'è qualcosa che nel suo cervello si è inceppato probabilmente, ma non si può dire che è stato un acquisto sbagliato, come non si può dire che sono stati acquisti sbagliati altri, cioè o il Luca stanno fatta a capo. Luca sì, ma allora su tot giocatori statisticamente un paio li devi cannare, li puoi cannare, no? Ops. Lang a tutto questo, festa nazionale perché si è fatto male l'autare e stanno sparando le bocche. Cioè Lang a tutto questo, no, io sono stato uno di quelli che comunque l'ha preso in giro per dire fine mo io mi sono alzato per andare al bagno, ma alzato dalla sedia per applaudirlo no, ma a tutto questo io comunque non l'avrei voluto fuori e non lo considero un acquisto sbagliato, perché comunque non ha avuto modo di potersi esprimere come è vero. Anche Koulibaly all'inizio Koulibaly faceva un sacco di minchiate, è verissimo. Poi è diventato ci siamo sentiti malissimo quando Koulibaly è stato venduto, con Spalletti che si voleva incatenare. Noi teniamo fresco il ricordo di Kvara che arriva a 21 anni, spacca tutto dalla prima partita. E quindi mo teniamo quest'idea che chi deve arrivare devono subito essere iper performanti, decisivi. Exactly. Vale, Kvara was the exception. I'm sorry if I interrupt you. But it was the exception. È così. Capito? È quella cosa che tu non ti aspetti e ci sta che tu non te l'aspetti. Scusami se ti ho... No, è così. È assolutamente così. Wagyu, c'è una domanda che... faccio entrare anche Giovanni. Ciao, buonasera Giovanni. Ragazzi, buonasera. E domanda che voleva fare a Guido, ma faccio prima mi sa che Guido non c'è stato. Pure secondo me, perché non lo vedo collegato su Telegram. No, poi dopo in privato ti scrivo e ti dico. Va bene. Non so se Guido ti ha scritto pure a te in privato. No, dopo vedo. Quindi giriamoci questa domanda e andiamo in chiusura. Parte proprio Giovanni che è appena entrato. Conte da questa stagione ne uscirà rinforzato o indebolito in via della prossima? Io penso sicuramente rinforzato, perché se dovesse mai rimanere anche l'anno prossimo da noi siamo contentissimi. Però se viene un'altra squadra comunque vedi che regge qualsiasi pressione. Comunque ha vinto a Napoli. Sì, comunque ha giocato con 13 giocatori da ottobre-novembre, ha mantenuto la barra dritta, perché questo è proprio l'anno dei 3 allenatori, se non quello di Ancelotti pure, come a livello di flow siamo lì. È vero. Perché io voglio fare una domanda a te, però. Dimmi. No, a te inteso, però parlo proprio in generale. Sono 20 anni che state laurenti a Napoli, giusto? 21 anni quest'anno dovrebbe essere.
Sì. Qua vogliono tutti quanti che siano Kvara, Cavani, Hamsik e Lavezzi, e ne ho nominati giusto 4 perché da quando sta De Laurentiis sono gli unici 4 che hanno performato immediatamente, a mia memoria, però. Ma anche Mertens performò immediatamente. Proprio Io subito, infatti io te ne ho detti ci mise un paio di partite, ci mise un paio di partite, ma pure Insigne la stessa cosa. Forse Mertens poteva rischiare di diventare un grande incompreso, eh? Forse Vabbè, pure Higuain- Higuain, però l'abbiamo Higuain- preso da Real. Esatto, Esatto. Higuain arriva da comprimario di Queste va Benzema. garanzie. Stiamo parlando tra i migliori attaccanti al mondo nel pieno del prime della sua età. Da Diacon, Vabbè, pure Gulam era partito in sordina. Gulam, Lo stesso Era Jorginho, partito. lo stesso Jorginho, Jorginho. perché ha avuto l'ingresso a gennaio e così. Voglio, Lobotka. è quello infatti. Continuiamo. Bravo, sono Ma moltissimi. ti dico la verità. però Lobotka eravamo comunque- io e te, dicevamo che Lobotka era bravo perché giocava a 2 tocchi, eravamo gli unici, io e te, e Achille. Lo so, Basta. lo so. però Me lo intanto ricordo. sai Il problema è sempre lo stesso. Cioè, Giovane è stato preso dal Verona 20 milioni, ma lasciamo stare questioni bilanci, deve spendere, altrimenti paga le tasse, tutto quello che vuoi. Ma ha fatto tutti gol e 4 assist in Verona. Non è che tu sei andato a prendere Lorientè che già sta da 5 anni al Sassuolo, e Valerio quando è uscito nome ci siamo guardati, non mi ricordo, l'altra volta negli occhi a Mitt, ma è uno scherzo, cioè ci stanno prendendo in giro, e invece no, Ma di certe c'hanno dinamiche non le scelto 3 sappiamo. volte, diceva, Ma di 2 di volte certe ci hanno dinamiche non le scelto di sappiamo, più. non potremmo sapere quando stiamo pigliata di Turk, capito? Scusami se non Ho capito, lo dico ma in tu italiano, però vai a prendere, che ne so, pure la riserva dell'Athletic Bilbao a centrocampo, per dire, non ti prendi Giovane Cantaserva. Giovane come Ngong diventa un tema. Ngong però venne che sembrava, perché ve lo ricordate, nel marasma generale di quella stagione sembrava dare un po' di fantasia. Tant'è vero che De Laurentiis l'ha reclamato come cosa. Ho preso io, che era il migliore di quella nidiata finale. Ma poi non è che ci voleva tanto, voglio dire, prendiamo pure Dendonker, voglio dire. Dendonker, Traoré e quindi, quindi io c'ho la maglia. Io c'ho la maglia di Dendonker. Voglio dire. Daniele, non ti sento. Daniele, è come se tenessi un blocco, aspetta. No. Pratica. Adesso ti sento, vai, ripeti. No. Non ti sento. Senti adesso. Adesso sì. Sì. Questo mercato di gennaio si poteva anche guardare qualcosina di diverso, come per esempio Malen. Io mi rendo conto del blocco del mercato. Malen è un giocatore eccezionale, cioè non lo so come è finito alla Roma, buon per loro se lo godranno, ma si poteva puntare su qualcos'altro. Sono anni che dico Lorientè, magari un Lorientè era già meglio di Giovane, un giocatore un po' più esperto. Se proprio dovevi prendere troppo farfallino per Conte Lorientè. Passo su Giovane. Io avrei fatto tornare Caiusto perché ci servono al centrocampo, ma giusto Quello perché sì. 10 minuti. Caiusto che c'è 10 minuti. Sai che lui è uno di quelli che probabilmente verrà riscattato al 100% perché sta facendo bene. Non sta giocando molto, ma sempre se l'Ipswich va in Premier League, perché se non la clausola che se non vanno in Serie A, tra virgolette, È sempre per la promozione. Sempre. Vediamo, per me Malen dicono è un mezzo giocatore troppo discontinuo. Io l'ho preso proprio in uno dei miei fantacalci, l'ho preso proprio per fargli fare questa fine qua. Anche perché avevo puntato su Castellanos, tenevo tutti i crediti. Ha rovinato la Lazio, tenevo tutti i crediti a disposizione. Ho detto quell'unico lo prendo io in quel mantra che sto facendo. E quindi vediamo se non lo so, Vale, non lo so perché Gasperini è un'altra, tra virgolette,
alla Conte che ci lavora sugli attaccanti in Questo è non il lo fatto, so, perché lui non lo so, ha Buffon. individuato che Malen gli piace. Questo è il vantaggio che ha Malen. Se Gasperini si innamora del giocatore, ci lavora e lo fa fare. Con quegli altri stava andando in difficoltà Gasperini. Questo Il qua sembra Napoli che gli piace. non giocava proprio, questo te lo dico io. Ma la stessa Aspetta, cosa pure aspetta. Un genoano, Mattia. Oh, Passo per farvi i benvenuto. complimenti. Mio nonno era napoletano e secondo me avete un grande presidente. Tenetevelo stretto. Per la partita evito le polemiche, vi è andata bene. Grazie Mattia, Sì, fa piacere che vero. sei passato. Io ti rispondo, tenetevi stretti De Rossi, che a me piace tantissimo. Se sei curioso, vatti Pure a a me. vedere. Due giorni fa ho fatto un video di approfondimento sulla conferenza di De Rossi. A me fa impazzire. Quindi, secondo me, se Vale, ma ve lo tu devi tenete a lungo. ascoltare quella di stasera, devi ascoltare quella di stasera. Infatti posso non farti- vedo l'ora. Non vedo l'ora. Anche perché un altro al posto suo stava incazzato, ma non di poco, di brutto. Ma tu se senti quello che ha detto, io mi sono alzato dal divano e ho detto no, lo devo ascoltare bene da più vicino perché mi sono innamorato. Ah, già sul rigore, già sul rigore ha parlato, cioè sul rigore ha detto un mio collaboratore, mi ha detto se succedeva a noi lo protestavamo per il rigore, ma quale altro allenatore avversario te lo viene a Vedi, dire? nessuno dice sta cosa, quindi è veramente Ha detto, unico. il rigore se non me lo davano, hai detto uscivo pazzo, hai detto. Capito? No? Già l'avete detto. Aspetta, su Maldini poteva incastrarsi bene. Sì, sì, corretto quello che dice la polemica, perché poi non ha lo strappo. Mo Sarri lo sta usando come falso 9. Sono proprio curioso, perché poi forse è meglio come falso 9, non lo so. Però c'era un altro spunto. L'avete già detto che il rigore arriva perché Gutierrez svirgola la palla. Non ne ho parlato, scusate. Ma il non tiro di Gutierrez col destro? Alla Michu, solo che dopo ha tirato, però è un palla Michu, È premio Michel. Vale, La è paura di solo lanciarla in no, curva. no, vabbè, buongiorno, premio amici, perché se non avesse fatto le due sciocchezze, magari sì, hai ragione, andava a Gutierrez. Gutierrez è il secondo Michu della... Sì, sono tutti Michu. Guaglioni, vi mando un bacio, è arrivato No, il pollo. ok, no, l'ultima, cioè Conte uscirà meglio o peggio? Dobbiamo aspettare come finisce. La domanda è interessante, però se non sappiamo come si piazza, per me a prescindere rinforzato, perché si sta facendo, però potrebbe anche uscire un po' stanco, stressato, cioè nel senso che si è reso conto che è proprio dura qua. Più che altro gli peserà la Champions, e ha fatto proprio male. No, non ci credo. Io secondo me, se posso dire l'ultima proprio, io credo che lui si stia divertendo adesso, per quando io lo vedo provato, perché comunque in partita lui partecipa molto, ma secondo me lui si sta divertendo, e fossi nelle altre squadre mi preoccuperei che il Napoli ha una sola partita a settimana, nonostante gli infortuni, che mo vengono Juve-Inter, Inter-Milan, Inter-Juve, Roma-Inter, non lo so. Secondo me, dico questa, secondo me, se come finisce la stagione, come dici tu, Ale, però se finisce in maniera accettabile, lo dico in napoletano, secondo me l'anno prossimo il Faguro Rocuculo in mano. Bella, detta proprio senza barba. Guido in extremis. Oh, Guido! Rigore al 95esimo, Guido Gentile. Guido, ti posso dire una cosa? Mi hai fatta passare 2 giorni di preoccupazione. Mannaggia a te. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valera, buonasera Ettore. Io no, a me no, mi saluto poco. Ciao Guido. Ciao a tutti, lasciamo i colleghi senza idee. Mi fa piacere che dopo... No, perché quello del fatto che voi, cioè, col fatto che i video rimangono, no? Quindi si sa la data. Io il monito che è sbagliato rimanere così tanto tempo con le mani dietro la schiena, sia perché rallenti l'attuazione, riesci a non fare il cross, eccetera, può essere pericoloso, non è questione di malagurio, l'ho detto, è un fatto che chiunque abbia giocato a calcio, senza dire anch'io ho giocato a calcio,
comunque conosce quali sono le dinamiche. Ecco, più una parentesi, capisci che le cose che non vanno oggi sugli episodi commentati da Marelli, per una volta citiamo, non è nessuna polemica contro la professionalità dell'arbitro. Vedete come le cose vengono viste in maniera diametralmente opposta da chi ha giocato a pallone o allenato Stramaccioni e chi arbitra. E questa è una delle problematiche, a prescindere dalla buona e cattiva fede, ha visto o non ha visto, eccetera. Questo famoso concetto, il tocco è lieve, ma il lieve non significa niente. Se ha giocato a pallone basta un calcettino che ti fanno perdere l'equilibrio, non calci il pallone, non è che devi necessariamente ammazzare tutta la famiglia. E chiudo questa parentesi, nel senso che il fatto dell'infortunio di Lorenzo, che è casuale, è chiaro che se salti in quella maniera, salti in maniera scordinata, puoi atterrare male, hai atterrato male, eccetera, eccetera, eccetera. Allora dico un'altra cosa, così Guido, ma anche il peso sulle gambe è maggiore, giusto? Quando salti così, il peso sulle gambe è maggiore. Valeria da Magnaupol, fallo finire. Voglio darvi un'altra novità, nel senso, no, se si un altro spunto di noi abbiamo sentito per tanti anni questa frase, no? Non è un giocatore da Napoli, non è un giocatore da Napoli, non è un giocatore da Napoli. Lasciando da parte sottotesto razzista di una frase del genere, senza considerare che tu non hai un bilancio illimitato, quindi poi che significa non è un giocatore da Napoli? Hai avuto Careca, Alemao e Maradona, ma io sono cresciuto con Napoli, con Frappampica, Celestini, De Rosa e Dal Fiume, per dire, e che significa non erano giocatori da Napoli. Lasciamo questo discorso. Perché non cominciamo a vedere a volte le cose anche da ottiche diverse? Forse alcuni giocatori, non è questione che erano giocatori da Napoli, li ha scelti Conte, è che non erano giocatori da Conte, caratterialmente. Ci sta. Che Lang sono andati via. Non è questione solo di talento, di minuti, giocavano poco, è che caratterialmente tu devi essere anche un giocatore per un certo tipo di allenatore, e questa variabile non viene mai messa nell'equazione, vengono messe solo le bocciature, no? Non è buono, o non è un giocatore da Napoli, o Conte non è buono, non li faceva giocare. Ragazzi, caratterialmente è uno degli elementi che in qualunque situazione di lavoro, e non solo il calcio, non può essere trascurata come elemento di valutazione. D'altronde, altrimenti, in qualunque contesto valuteresti solo il 110 e lode. Il 110 e lode perché quello vale a volte di più, non è solo l'esperienza, perché a volte al naso caratterialmente è una persona che si sposa meglio con quel gruppo di lavoro. E la chiudo lì. Ma io porto d'attualità il video di Valerio sui costi di gestione. Secondo me è l'unico motivo per cui il Napoli ha dato via Lang e Lucca. Sì, ma perché non hanno reso così tanto? Questo intendevo. Perché non si... sì. Evidentemente... Ma ci sono anche altri giocatori che costavano di meno e il Napoli li ha tenuti, capite? Che voglio dire? Quindi secondo me era solo questa la motivazione economica. Ha tenuto in campo Vergara, che ha manifestato i suoi pochi minuti di esperienza in Serie A. Ma perché ha tenuto in campo Vergara? Perché secondo me Vergara con la testa è un certo tipo di giocatore, nonostante non ha vinto un duello, nonostante spesso si è trovato nella zolla sbagliata, chiamiamola zolla metaforicamente, l'allenatore dice c'è più possibilità che lui possa fare una giocata valida che non giocare, nonostante una partita sbagliata, perché probabilmente caratterialmente, sto dicendo probabilmente, è una delle infinite valutazioni come il multimezzo Malve, caratterialmente è un giocatore che, pur se ha pochissima esperienza, perché ha meno presenze di Giovanni, se ne chiude Guido, detto a quella giocata nella partita peggiore fino in questo momento di Vergara a Napoli. Allora io questo è un punto, cerchiamo di vedere le cose in maniera meno vata istituto luce e possibilmente più ampia possibile, non più ampia possibile. E l'ultima cosa che vi poi voglio fare considerazioni e domande: se Conte rimane a Napoli l'anno prossimo, e non perché qui siamo contiani o per la società eccetera, questa è una valutazione, l'anno prossimo è tosta se Conte rimane a Napoli, perché significa che ci sono delle condizioni per la squadra societaria,
ma l'anno di palestra che si sta facendo, ma manco a Tana delle Tigri, perché un anno così disgraziato non si conta nella storia. Questo è l'anno di Napoli, quest'anno è Tana delle Tigri, quindi Conte uscirà come l'uomo tigre, che poi sappiamo ha battuto Tana delle Tigri, cioè quest'anno è duro, cioè, l'anno prossimo tu te ne esci durissimo, che hai variato tutti i modi possibili e immaginabili, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un anno che ne vale 10. Quindi se dovesse rimanere avremmo noi un plusvalore di un allenatore che è diventato ancora più tosto, e ovviamente se rimane significa che ci sono delle garanzie base per rimanere. No, c'era una domanda, Guido, interessante che volevo recuperare, perché abbiamo visto un'espulsione per Romero in Inghilterra, cioè l'espulsione diretta è 3 giornate in Inghilterra, e poi la seconda che prendi diventano 4, e quindi c'era una domanda: che ne pensi di questo tipo di applicazione del regolamento, se la vedi una cosa fattibile anche in Italia? Io l'avevo spiegata sulle simulazioni, andare a raddoppio sulle simulazioni dei furbetti. È ovvio che la speranza non Vitigna, per capirci, Vitigna. Sì. La speranza non è punitiva di Guido, perché io voglio, mica rimaniamo in 10 tutte le partite, insomma, X squadre, che alla lunga poi uno se corregge certi cattivi vizi, no? Colombo si è buttato. Allora, l'intervento di gioco, a volte da ultimo uomo, non c'è più l'ultimo uomo, lo so, per dire, può capitare, fa parte della dinamica della partita, però ci sono delle squadre che giocano a calci e non a calci. Io devo dire, il Genoa oggi poca cosa, cioè Sassuolo, io continuo a dire massimo rispetto, fece un partitone a Napoli e gioca a pallone, ha fatto gol su errori nostri, quelle azioni su errori nostri, perché McTominay era fermo, con la gamba ferma, ha perso palla, non certo perché il giocatore è distratto, ma non mi ha fatto una buona impressione. No, una squadra molto fisica, niente di grave, non ci sono stati fallacci, però cioè tu pensi ai famosi Montero della Juve, quei giocatori lì, sai, poi quando o impari, altrimenti tu incominci a prendere 2, poi 4, poi 8 giornate, e può essere, per quanto molto, molto dura come linea di condotta, però può essere una soluzione. Il problema è che io rimango sempre molto, insomma, un po' spaventato, perché se io mi devo sentire dire l'abbiamo visto e prende più il piede e poco la caviglia, e tutte le immagini vedono che il tacchetto va dalla fine del piede alla caviglia, ho detto o vediamo veramente film diversi, perché è il multiverso Marvel, perché cosa hai visto, no? Ho detto, poi puoi dire sì, lo stesso, ho detto non ha preso tutta la caviglia, però se tu mi dici ha preso più il piede e meno la caviglia, quando è proprio palese il fallo, no? Io ho detto rimango sempre un po' inquietato, no? È come qua dice, no, gli ha tirato la maglietta, è molto poco, cioè, sempre fatto da uomini il sistema, però insomma tutto ciò che può portare a migliorarlo, sia in termini di trasparenza e sia in termini di migliorare il gioco, è vero che si gioca di più a pallone e meno sotterfugi per non giocare a pallone, mi vede sempre favorevole. E questa può essere una soluzione molto dura, perché poi certi giocatori diventano poco appetibili per le squadre. Cioè, voi pensate alla carriera di Chiellini, all'estero non l'avrebbe potuta fare, cioè tirava i capelli, poi ci siamo dovuti sentire, i vari colleghi se la inventavano qualunque cosa, ma tirare i capelli non è un gesto correttissimo, no? E lui lo faceva sempre e non veniva ammonito mai. Allora pensate, con un'applicazione giusta del regolamento, quando tu poi cominciavi a raddoppiare, o si toglieva il vizio o non era più un giocatore da alto livello, facendo nomi, no? Però questo ma dove giocava Guido, però? Lo so, ma a me tirare i capelli è un gesto antisportivo, secondo me, cioè a prescindere assolutamente dal regolamento. Io voglio chiedere anche a Guido, perché io, rivedendo l'azione del rigore su Vitigna, io vedo che lui trascina la gamba sinistra per poi andare... Cioè, siamo nel Valerio che Rocchi aveva detto che questi sono rigorini, quindi i rigorini sono rigorini se li fischiano. Il problema è che rigorino è una dizione che Eco si sta rivoltando nella tomba, quindi chiedo scusa al maestro Eco, però
l'esempio che aveva dato Rocchi, che non voleva vedere questo genere di rigore. Li stiamo vedendo al Napoli, l'hanno dato, tanto l'arbitraggio, guarda, Vale, io ho talmente di quegli appunti che a un certo punto smetto di segnarmeli. A Bibbia. No, perché poi ci ritroviamo con un'ammonizione a Spinazzola che nasce dal fatto che quello non aveva chiamato il rigore. Poi ti peserà. Ma quella di Juan Jesus Meret pure. Quella di Juan Jesus. Ma quando è stato ammonito Meret? Scusate. Sul rigore. Ma il nostro e loro? Il nostro. Sul fallo di sì, quello che non era neanche giallo all'inizio proprio della partita. Era troppo scioccato da Buongiorno, perdonatemi. Guido, prima ho lanciato tra virgolette una cosa, vabbè, tanto la mia parola vale zero, però... di punizione a due in aria, così magari si spengono tutte le polemiche, a meno che però ovviamente l'azione non è pericolosa, magari tu stoppi un tiro in porta al posto del portiere o fai un fallo che quello dopo, subito dopo magari calcia in porta, ma sti cross, falle mani, sti mezzi falletti, invece di chiamarli rigorini, per me non vogliono risolvere il grigio, capito? No, altrimenti tu dai punizione a due in aria, come era una volta, e risolvi il problema. Hanno creato una regola che favorisce le migliaia di interpretazioni. Ma perché servono le interpretazioni? Perché non si può guidare, se no. Esattamente. Però tu all'arbitro fai, visto che c'è giurisprudenza, perché c'è un VAR, tu la prossima volta all'arbitro guarda, però Inter Genoa, per dire, ho detto Inter, ma per dire Frosinone Sassuolo, lo stesso rigore non è stato fischiato. Ecco qua, perché tu hai creato, diciamo, come dire, il regolamento dice, però è, diciamo, un fallo automatico. Però ragazzi, lasciando da parte oggi le simpatie, le voglio chiamare così, arbitrali, che poi i tifosi del Genoa potrebbero lamentarsi, cioè, la partita di oggi ci dice anche alcune cose interessanti. La prima, che nel primo tempo, a parte la svolta della partita, che chiaramente è stato l'infortunio di McTominay, il Napoli, nonostante il Genoa giocasse uomo contro uomo a 1000 pressing alto, ha manifestato una grande forza mentale e anche un'organizzazione di gioco che gli ha permesso di ribaltare in un tempo anche abbastanza breve, no? Prima della fine del primo tempo la partita con belle giocate. McTominay si è anche mangiato un gol, poi ne ha fatto uno pazzesco, cioè, che Elmes è entrato molto bene nelle azioni, velocizzava l'azione, quindi sta migliorando nell'alchimia con i compagni in posizioni sempre diverse, che nel secondo tempo, a un dispetto di disastri incredibili, perché Buongiorno può essere un disastro brutto e comunque Conte non l'ha tolto, secondo me, per bocciatura, anzi per preservarlo, tutta la squadra è andata subito il gol, gli errori in 10 eccetera. La squadra ha manifestato una forza mentale e non è uscita dalla partita, poi diciamo un po' fortuna, quello che volete, però la squadra non è uscita dalla partita, non è crollata, pur ovviamente non potendo più portare quel gioco più arioso, anche più costruttivo, e sarà molto difficile nel finale di partita per tante ragioni. Poi alcuni giocatori oggi zoppicavano, non in senso fisico, ma insomma nella prestazione. Quindi questi due elementi positivi ci sono. L'elemento negativo è che noi non recuperiamo nessuno e perdiamo. Beh, abbiamo recuperato Rachmani, male non è, perché continuiamo a vincere con Rachmani, sarà un caso per dirlo. E sono due elementi importanti, perché oggi diciamo, la fortuna di nuovo non è stata dalla nostra, tutto quello che vuoi, però la squadra non è quelle partite, la squadra c'è tra di loro, c'è con Conte, non vince la scudetto, perché quei 2 punti prima col Verona e quei 2 punti con il Parma sono la chiusura totale, a meno che proprio non succeda qualcosa. Però c'è il Milan, ragazzi, pure se succede qualcosa di inesorabile per l'Inter, il Milan ha subito prima, però la squadra c'è e questo è importante. Sarà un campionato difficile per fare questo quarto posto, ma c'è, solo che sono troppo senza squadra, ragazzi. Io con la Juventus avrei potuto schierare, scusate, Vania, Rachmani, Marianucci, Anghissà, Gilmour, Anghissà, De Bruyne, tornato Neres e Politano, cioè io schieravo una squadra contro la Juventus. E infatti all'andata abbiamo vinto, Guido, con questa squadra.
Ma qua noi schieriamo ogni volta una squadra di assenti. Già non c'era Anghissà. Che ne dicevano i simi Corneghi? No, oggi il Vomero non lo citiamo, però ragazzi non è tornato oggi comunque la città. Aspetta, fammi ridare la voce attore che pareva che stava in bagno, che si sentiva l'acqua. No, chiedo scusa. No, volevo dire, questo campionato ha sempre più le dimensioni epiche, tipo degli Argonauti, non lo so, proprio è un'impresa disperata proprio. Guido, le tue domande preferite, tipo di domanda tuo preferito, cosa firmeresti? Guido le odia queste domande. Ma io lo so che voglio la Coppa Italia. La Coppa Italia ti porta anche in Champions League, secondo me. Ma è dura, perché hai il lato dell'Inter, cioè il lato nostro piuttosto. La Coppa Italia non porta in Europa League? Sì, quello è ovvio, se no poi dicono Guido ha detto una sciocchezza. Secondo me mantenere Non emozionale. un livello di competizione ti mantiene un livello di competitività alto anche in campionato. Questo è il legame. Lo so che se vinci non vai in Champions League, non sono così ignorantone. Lo scudetto altro che Argonauti, manco le 12 fatiche di Ercole, manco quelle di Asterix. No, io me lo voglio godere il campionato, ragazzi. Io non abbandono mai la barca, quindi anche se perdi 5 partite uno è tifoso sempre col cuore, e la voglio vedere, voglio studiare, voglio capirlo, non mi faccio se ne va, non se ne va, se ne fa. Chiaro, è un desiderio quello di vincere ed è assolutamente necessario sia per rafforzarsi e indebolire sportivamente almeno uno dei due avversari, che significa che la Juve e la Roma sono fuori dalla Champions League da un punto di vista sportivo, chiaro, quindi vediamo come va a finire. Però era importante, io non ci speravo, ve lo dissi, non ci speravo, infatti è stata dura, queste 2 vittorie, non perdere ulteriori punti per andare alla se ne chiudo qui. È solo momentaneo. O inciampi e perdi terreno o pareggi. Se superi questo scoglio, pur avendo quei 4 punti che ci hanno sottratto, eccetera, qualcuno tornerà per marzo. I punti della classifica Guido, se dovessi superare questi 2 scogli, li hai persi, purtroppo, i 5, e cominci a scalare, si spera qualcosa per fare pari e patta, no? Per raggiungere quei 77-78 punti, che secondo 78 mi danno maggiori garanzie, per 77 forse no. Corretto quello che dice Mauro, che una delle poche cose che non ho detto in live ma ho detto nella reaction, che Vergara a un certo punto si lancia con la testa tipo Simeone su quel pallone e mi ha fatto emozionare tantissimo. Guido, ti voglio, io devo staccare, vabbè, sto mangiando oramai, andiamo avanti, però c'ho sempre una moglie. No, è perché voglio farti fare un'altra polemica, se la vuoi cavalcare, perché comunque il Como è fermo da 10 giorni e si sapeva che insomma non l'avrebbero recuperata, dovevano andare a Perth, poi non sono andati a Perth, poi sono le Olimpiadi a Milano, eccetera eccetera. A Monza non potevano andare, come ha fatto l'Inter che ha fatto la Coppa Italia a Monza. Senti, Vale, io ti rispondo che è vero, secondo me, che come espressione, come sintesi, questa idea della Marotta League è molto da tifosotto, no? E tra l'altro, se dovessi chiedere il mio parere personale, proprio non mi piace come espressione. Quello che a me sta, a questo punto la metto a ridere, soprattutto con la setta dei poeti estinti, che è veramente divertente questo campionato, perché più si nega, ripeto, questa espressione non mi piace, e più stanno succedendo cose meravigliose, ma proprio meravigliose, no? E continuando, e a questo punto io ho detto, voglio vedere come divertimento quale sarà la prossima invenzione, no? Perché sembra quasi per dire, tanto voi siete scemi, dovete stare zitti, non ve ne accorgete. No, vabbè, siamo scemi, la ragione degli scemi a Napoli, lo sappiamo, quindi lo diciamo noi per primi. Vediamo dove andiamo a fare, perché
vale, 4 squadre hanno fatto la Champions League quest'anno, è inutile elencarlo per brevità. 4 hanno giocato tutte e 4 il mercoledì allo stesso orario. Se volevi essere salomonico, visto che c'era da calendario una partita da disputare prima, no? Ho detto una l'hanno fatta giocare prima degli altri, il Napoli. È un fatto storico. Vogliono sapere, no, è la chat dei poeti estinti, non si può sapere. Alcune cose devono rimanere criptiche, altrimenti di che si sa. Che si fa. Quindi prendiamola a ridere. Il portiere te lo do subito. Prendiamola a ridere, cioè, sarà riposato. Il Como è squadra vera, tosta, eccetera. Partiamo nettamente sfavoriti, perché siamo sempre gli stessi. Anzi, forse senza McTominay, perché credo che col Como se un piccolo pizzicorio, affaticamento, no? Sono 15 giorni, una settimana, e quindi pure vediamo come va. Ma, cioè, ragazzi, prendiamola a ridere, cioè non inciampiamo nella banalità e nel qualunquismo di questa cosa, la Marotta League, tifosotti, eccetera, però nemmeno essere presi per scemi, perché poi ogni cosa sembra va bene aver bloccato le trasferte. Per me anche l'anno prossimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli non devono andare mai più nella storia dell'universo in trasferta, però tu hai buttato una cosa sull'orecchio del calciatore e mi salvi il derby. L'amico Lucio ci chiede, e ringrazio, la formazione... Mi salvi il derby, divieto di trasferte per 3 partite, ma non vale per il derby. È chiaro, perché stai a Milano... Guido, è una roba. No, secondo me ti dovresti iscrivere su X, ti divertiresti moltissimo. No, anzi, permettimi di dare questo. Io ti do 3 sicuri, vale per il Como, Milinkovic, Savic sicuro, JJ perché è squalificato in campionato e Elmas. 3 sono sicuri. Elmas deve giocare per forza. 3 sono sicuri. Ma Savic secondo te, non lo so. No, gioca, martedì gioca lui, perché il Como, avendo il fatto che gioca la difesa alta, secondo me è più indicato al posto di Meret, secondo me. Sì, si è recuperato però. Si è recuperato. Ma oggi era in panchina. Ma che significa, Giovanni? Cioè, nel no, senso... lo so, ma... Sì, no, ma però io non mi aspettavo neanche di vedermelo, perché doveva essere più lunga la cosa, da come avevano detto. No, gioca lui martedì, al 100%. E poi si riprendono, perciò ce li portiamo. È una forma di scaramanzia. Diciamo, ci saranno anche Mazzocchi sicuro, Politano è da vedere. Mazzocchi sicuro ci sta, ma non penso giochi da titolari. I 3 sicuri te li ho dati. Quindi Scott da evitare possibilmente, perché tutta la vita infiammazione. Non dall'inizio, secondo me non dall'inizio, forse a partita in corso, gli ultimi 20 minuti questo è proprio serve. Fantastico McTominay. Veramente incredibile. Tutti, ci sono giocatori più tecnici. Sottoscrivo. McDominay l'hanno chiamato da campione, da giocatore vincente, che lui quando fa un errore, e li fa pure lui gli errori, meno delle cose buone fortunatamente, non si fa condizionare. Questo è il mio commento a tutto quello che è stato detto fino a poco fa. Cioè, noi dobbiamo appellarci a noi siamo vittime speciali di questo campionato. Assolutamente. Siamo vittime speciali di questo campionato. Comunque, io ho ribattezzato McTominay McOverlord, perché Overlord in inglese significa una cosa bellissima, significa Signore Supremo. Lui è il Signore Supremo del centrocampo. Sì. C'era anche in Immigrant Song. A Dazon hanno detto McDominay. E poi McOverlord è più bello. Mi piace la compostezza proprio con cui sta in campo. Cioè non fa moine, non va... pure nella protesta, sì, molto elegante. Plus valore, no? Come le persone a me che hanno una buona educazione, un buon eloquio, non dicono parolacce, non è che è necessario nella vita, però io le preferisco, no? In questo caso, a prescindere dalle doti tecniche, tattiche, però fa poche moine, no? Quindi mi piace. The Falangas Austur. Sì, no, ho sbagliato.
Scusami Guido, ma vogliamo sfatare un po' questo tema della preparazione estiva? Ma le altre squadre la No, non preparazione... ne voglio, già l'ha detto Guido 150 volte. Guarda, io non posso avere la pretesa, ritorniamo sul nostro argomento e devo essere breve perché immagino che la moglie di Valerio ci voglia morti tutti, a me di meno, sono arrivato un po'. Secondo me sono tante cause, ma la causa adesso è che essendosi fatti male 3 centrocampisti, tutti e 3 nell'arco di 2 giornate, e tra l'altro ragazzi a questo punto abbiamo ragionevoli dubbi che la questione Anghissà proprio non dipenda da Conte, per cose che non possiamo dire né prima né dopo. Questa cosa ha messo in sofferenza tremendamente la squadra, perché può capitare che uno da una parte, uno dall'altra, lo sposti lì. È stata una casualità, perché poi è veramente una casualità. McTominay oggi puoi andare per usura, ma lì Gilmour aveva un problema suo, Anghissà con la nazionale e Kevin De Bruyne. Questa cosa è stata tremenda, perché tu hai praticamente costretto un reparto a fare gli straordinari tremendi proprio lì. Poi Neres, perché poi in realtà tutti questi infortuni contiani non ci sono, 3-4, i 2 portieri sono traumatici. Neres non dipende proprio da Conte, ormai lo sappiamo. Traumatica. Non solo, c'è anche un'altra questione che non diciamo perché tipo possono essere una serie di cause, quindi togli 2. Politano è traumatica. Guterres alla caviglia, Beckham non c'entra niente Conte. Di Lorenzo è traumatico. Politano è traumatico pure per noi. I muscolari, però quelli lunghi, anche i famosi muscolari, sono purtroppo De Bruyne, che ha già subito questo tipo di infortunio, e Anghissà, Gilmour si è operato per problemi di pubalgia, e questo proprio sono 3 lunghissimi. Poi gli altri ci può stare, il Liverpool sta avendo un sacco di infortuni, anche il Manchester City. Purtroppo è cambiato il modo di interpretare una partita, un campionato e una stagione. Poi non voglio dire che Conte è il migliore, non ha sbagliato nulla, lui per primo sarà arrabbiato anche perché poteva far meglio in campionato e anche in Champions, però secondo me si sta guardando solo in una direzione, trascurando non solo l'età, sta trascurando il fatto che quanto più semplice e banale, ma è sempre giusto ricordarlo. Ragazzi, noi abbiamo avuto 8ª, 9ª e 10ª in 3 giornate, 8ª già al 35esimo, il nostro centrocampo tra titolare e l'unica riserva via finito subito, e non è ancora tornato, che dovevano tornare, non è, e intanto già sono tornati, non è ancora tornato, e più tempo passa e più tempo servirà per entrare in forma, perché se tu salti alcune giornate, vedete oggi Rachmani sembra che come non si è sentato, salta 4 mesi, non puoi pretendere che poi giochi sempre bene. Giocavi la prima bene, però poi 4-5 le giochi maluccio, l'abbiamo già fatto questo discorso, quindi più tempo passa e più è lungo il recupero di queste persone, perché ovviamente considera pure che De Bruyne è comunque sui 34, il sovraccarico degli altri, Guido, e altri giocatori piccoli infortuni deve capitare. come pure Lobot che ha saltato un mese, non ci dimentichiamo che pure Lobo un mese è stato più che altri voglio essere Mazzocchi, perché nella formazione mi hanno messo Mazzocchi, ma distorsione, Mazzocchi no, ha recuperato, ha avuto una piccola distorsione a polpo, mi sembra alla caviglia, una cosa, ma aveva recuperato, però poteva Fabio, anche stasera. Però inizialmente avevano detto che era una botta quando si è assentato la prima volta, com'è diventata distorsione? Sì, però ha recuperato pure è qualcosa che non torna. Fabio, però bisogna non mi riferisco a te, alle amiche e agli amici bellini, bisogna pure guardarle le partite come guardano. Guido, io penso che per Mazzocchi era un infortunio di mercato, perché io almeno credo questo. Botka, per esempio, no? Perché voi ve lo ricordate Lavezzi, no? Sta Croce e Delizzi, gli vogliamo un gran bene. Lavezzi quanti giocatori ha fatto uscire fuori? Mamma mia, l'aria ha causato agli avversari. E se ne chiude che va a fare una spaccata e quindi diciamo allora tu non sai come si sviluppa la dinamica di una partita, comunque parliamo di uno sport che ha tantissime dinamiche di gioco, di corsa, di contatto, di il tentativo disperato di chiudere in tackle, cioè non è
uno sport tranquillo, dove tra l'altro la fase difensiva e quella offensiva come il baseball sono perfettamente separate, oppure c'è una rete come nella pallavolo, quindi non che uno sia bello come sport e l'altro meno, però quindi è vero che è stato un infortunio muscolare, però anche figlio di una dinamica di gioco estremamente, oltre che casuale, estrema. E tu non la puoi trascurare questa cosa qui. Invece sembra Conte, l'allenamento di Conte fa schifo, prima andava bene, fa schifo, va bene, diciamo questo. Di nuovo lo buttiamo, l'anno prossimo siamo sicuri che poi non avvenga, perché noi siamo già napoletani, ci siamo già passati e lo ricordiamo bene con Garcia. Abbiamo buttato Garcia il suo preparatore, e com'è possibile? No, ma perché prima c'era del... No, non c'è poi e troviamo questi alibi. Allora, invece cerchiamo... Noi non possiamo, perché non siamo all'interno della società. Loro penso che, secondo voi, non si sono fatti 1000 studi, 1000 cose, 1000 domande, 1000 tentativi di capire il problema? Sì, ma che cavolo, sembra che sono gli imbecilli che passano lì per caso e gli regaliamo uno stipendio. Anche questo è sbagliato ormai, come qualunque ragazzino e anche a volte collega critica delle persone senza conoscere nessun fatto, e persone che fanno quello per mestiere, che non è che non possono sbagliare. Io non sono né buonista né ghigliottinario, però mi sembra molto superficiale dire Conte, sono elementi distruggono il giocatore, non li ha fatti ruotare. Qua cascate male nel calare di Valerio, perché noi tutte le prime partite stavamo vedendo come c'era una rotazione superiore in alcuni minuti rispetto allo scorso anno. E ricordiamo sempre, chiudo, De Bruyne all'8ª giornata si è fatto male, non alla 15ª. Se tu già ti fai male all'8ª, al 35esimo, esci al 37esimo, non puoi dire che l'ha portato all'estremo. È 2 partite, anzi ha quasi sempre sostituito una sola partita. Ma da fermo, però, da fermo, manco su uno scatto magari, oppure da fermo. Lui è stato troppi minuti fermo per aspettare il calcio di rigore, si è raffreddato il muscolo, ha tirato un cacchio di rigore imparabile e si è strappato. Perché è stato fermo, non è che hanno palleggiato, si sono passati la palla, ha corso, cioè noi ce le ricordiamo quelle polemiche, noi ce le ricordiamo. Ma poi ricordiamo che può capitare anche all'Inter qualche infortunio. È capitato a Dybala per i rigori senza aspettare tutto questo tempo. Dybala un paio di volte si è fatto male tirando un calcio di rigore, no? Perché non ha quella predisposizione, cioè Dybala è un giocatore molto forte, però si fa male, no? E mi ricordo, tra l'altro, una volta proprio a Milano ha sbagliato e si è fatto male, proprio a San Siro, la curva di qui. Amici, grazie. Che bello. Grazie Daniele. Ci vediamo presto. Grazie. Ci vediamo martedì, vale. Fabio, un bacione. Ciao. Fabio ciao ragazzi. Ciao Giovanni, a presto. Buona serata pure a voi. Male. Una domanda rapida e indolore, ma col Como dove giochiamo? A Como, in Australia, a Roma, al Maradona? Non lo so. Okay. So che però non possiamo andare ai trasferta perché non abbiamo. Se avessimo lanciato, forse non lo so. Comunque vi voglio salutare con, visto che sono sempre cattivo, per una volta sono stato buono. Il video l'ho pubblicato, quindi perché noi non ci vediamo da un po', ci siamo per i tuoi a che fare, i miei a che fare. Tra l'altro simpatico sulla censura, e domani ce n'è un altro. Lo devo montare stasera. Domani ce n'è un altro. Da Super Bowl. Sì. Parliamo in contemporanea col Super Bowl. Benissimo. Chissà se si sente o lo sentiamo solamente noi. Amici bellini, Guido Gentile, grazie per essere passato anche nel finalissimo. Non potevamo fare la live senza di te. Grazie mille. Si può. Un abbraccio alle amiche Bellini, amici Bellini, a Valerio, a tua moglie, che vinca il migliore al Super Bowl. Che vinca un buon half time. Questo è l'NFL.
che sia un buon halftime, perché poi mi pare Green Day prima, poi Bunny, vedremo. Amici bellini, ci siamo divertiti, stavamo rischiando la tragedia assoluta in una giornata dove poteva veramente succedere di tutto, è successo di tutto, ma non siamo ancora, siamo gatti vivi, un po' moribondi, sai, quei gatti un pochino così, però bene. Il like, la Amici bellini alla ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, guarda com'è cattivo Perrone che lancia la frase del progetto dello stadio nel finale di live, che se io poi faccio parlare a Guido nel finale è la fine, la recupera, se la segna e la recuperiamo. Ecco, come lo so, la recuperiamo con calma perché va trattato bene. Certo che non me la segno il progetto dello Stato.